Bene, buongiorno, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Generale. Io vi chiederei innanzitutto di salutare e ringraziare con un applauso gli ospiti di oggi, Marco Ottaviani, Marco Cilento, Gaetano Giulio Grandi e il nostro segretario consigliere Ignazio Gamba. Aiuteranno nei lavori di questa mattina. Sì, io ho il compito di introdurre i lavori di questa mattina che vedranno un contributo importante dei nostri ospiti a cui abbiamo già dato il benvenuto. Ci sarà poi una giornalista, Valentina Polato, che organizzerà questo talk che interloquirà con loro prima della fase di dibattito e di confronto con il Consiglio Generale e con i delegati presenti. Possiamo dire che la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere sono avvenuti in un contesto di grande instabilità, non solo politica ma anche economica e sociale. La pandemia, la Covid-19 da una parte non è ancora definitivamente superata, vediamo i numeri quotidiani, dall'altra parte l'andamento economico dell'ultimo anno è stato caratterizzato da una parte dalla ripresa degli ordinativi, ma anche insieme da forti turbolenze nelle catene globali di produzione del valore che hanno causato un aumento dei costi e una difficoltà di approvvigionamento per le nostre imprese, sia delle materie prime che dei semilavorati. La ripartenza globale dopo la fase più dura, più acuta della pandemia ha portato a un forte stress energetico e questo ha portato a un aumento stratosferico dei costi dell'energia, che abbiamo visto ripercuotersi sia sul sistema delle imprese che sulle famiglie. Poi l'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato l'instabilità politica e ha costretto l'Europa, con una risposta coordinata, ad adottare sanzioni pesanti nei confronti della Federazione Russa. Sanzioni che da una parte stanno mettendo in ginocchio la Russia, ma che stanno provocando come ritorsione un aumento del costo e le mancate forniture del gas. Dal punto di vista economico tutti questi fattori hanno avuto come conseguenza l'inflazione come fenomeno globale. L'inflazione oggi è fra l'8 e il 9% in Italia e in Germania, il 10% in Gran Bretagna e in Spagna, il 16% in Russia, fino all'80% in Turchia, inflazione dell'80%. E c'è il rischio di una nuova recessione fra l'altro che rischia di essere anche favorita dall'incremento del tasso ufficiale deliberato ieri dalla Banca Centrale Europea come misura di contrasto all'inflazione, ma che rischia invece di frenare la domanda anziché andare ad agire sull'inflazione. Quindi abbiamo anche questo scenario di una possibile recessione alle porte. Sul piano internazionale la situazione è molto complessa in questo momento. Innanzitutto c'è la barbara guerra russa in Ucraina che, mentre vede in questi giorni un predominio sul campo delle proprie truppe, di quelle ucraine, sia nel nord, nel Donbass, che nel sud, però dall'altra parte continua lo stillicidio quotidiano di bombardamenti russi sui civili in diverse città e c'è in atto questo pericolosissimo ricatto russo messo in campo con l'occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, tema che è al centro dell'attenzione globale perché naturalmente un incidente nucleare avrebbe gravissime ripercussioni. Ma non c'è solo l'Ucraina come elemento di turbolenza internazionale. Ricordiamo che continuano in Bielorussia le azioni repressive del regime di Lukashenko, che sono iniziate dopo i brogli elettorali, il furto elettorale del 2020. Ricordiamo che questa settimana, martedì scorso, 10 attivisti, per la maggior parte molto giovani anche, sono stati condannati a pene detentive da 15 a 17 anni di carcere per aver semplicemente partecipato a manifestazioni o per aver espresso sui social dei commenti negativi nei confronti del regime. 15 anni di carcere. Oltre ad avere negli ultimi mesi attuato una fortissima repressione sindacale, per cui i leader dei sindacati liberi sono praticamente tutti in carcere in questo momento. Ricordiamo ancora la tragedia dell'Afghanistan, che a distanza di poco più di un anno dall'abbandono delle truppe occidentali ha visto la ripresa del potere dei talebani,
Un anno fa eravamo tutti indignati per quello che stava succedendo e molti di noi, diciamo tutti i partiti politici dicevano non abbandoneremo gli afghani di nuovo al regime talebano, e quello che sta succedendo invece è che stiamo ancora respingendo i profughi nella rotta balcanica, nella rotta mediterranea, che arrivano da quel paese in fuga. E quindi anche l'impegno a non abbandonarli è stato già velocemente dimenticato. E il contesto globale vede tanti altri scenari difficili. C'è un'emergenza democratica in Birmania dopo il colpo di Stato dell'anno scorso, con una repressione durissima dei militari. C'è una emergenza umanitaria e ambientale in Pakistan, di cui i media italiani non hanno praticamente parlato, dove per le alluvioni della scorsa settimana ci sono circa 10 milioni di persone che hanno perso la casa. E poi ci sono le tensioni militari fra Cina e Taiwan, che abbiamo visto sono un ulteriore elemento che rischia di portare a un'escalation. Questo è il contesto globale, diciamo, nel quale è stata voluta, è stata creata la crisi di governo nel nostro paese. Una crisi che, possiamo dirlo, è nata da un mero calcolo di convenienza elettorale da parte di alcune forze politiche dentro la maggioranza. E possiamo anche affermare che è stato un atto di grave irresponsabilità da parte di un pezzo di maggioranza, che di fronte al discorso di Draghi in Senato, che ha fatto un discorso molto determinato nell'individuare le priorità del Paese e anche le strade da percorrere per affrontare queste priorità, ha visto il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia negargli la fiducia, peraltro senza neanche avere il coraggio di votare la sfiducia. Abbiamo visto una scena, penso, inaudita nella nostra Repubblica, in cui 3 gruppi parlamentari della maggioranza non hanno neanche partecipato al voto di fiducia, sono usciti, sono fuggiti dal Parlamento e hanno causato poi la crisi di governo, lo scioglimento delle Camere e la campagna elettorale che stiamo tutti quanti vivendo. E così eccoci in questo momento drammatico dal punto di vista economico e sociale dentro a una campagna elettorale. Possiamo dire che le prossime elezioni saranno particolarmente importanti perché daranno una chiara indicazione sul futuro che i cittadini italiani vogliono dare a questo Paese. Dentro a questa situazione la CISL si pone con i propri valori che hanno sempre caratterizzato il nostro modo di relazionarci con la politica. La storia della CISL è sempre stata caratterizzata da un senso di forte autonomia dalla politica. E l'autonomia da parte della CISL non è mai stata vissuta come una distanza o un rifiuto della politica. Siamo pienamente consapevoli dell'importanza della politica, tanto più in un momento come questo, e anche dei partiti, che sono l'ossatura della democrazia, per far funzionare la nostra Repubblica. Autonomia significa non essere subordinati a nessuna forza politica, interloquire con tutti, consapevoli che come CISL siamo portatori di alcuni valori di ricerca dell'eguaglianza, della solidarietà, del sostegno ai più deboli, che noi non siamo disponibili a mediare questi valori, ma che sono strategici tanto più in un momento come questo. Ed è sulla base dei nostri valori e dei nostri obiettivi che noi esprimiamo valutazioni sulla bontà delle proposte politiche espresse dai vari partiti. Però, come CISL, non abbiamo il problema che ha qualcun altro di dare indicazioni di voto ai nostri iscritti. Noi in Veneto abbiamo molto rispetto dei nostri 400.000 iscritti e riteniamo che abbiano da soli l'intelligenza e il discernimento necessario, la saggezza per saper decidere. Il nostro compito, che è un altro, è quello di fare rappresentanza sociale, ma è anche, tanto più in un momento come questo, quello di avere l'ambizione di essere anche un soggetto educante nei confronti dei lavoratori e dei pensionati, perché siamo nella società dell'informazione, ma questa abbondanza di informazione non aiuta le persone ad orientarsi, a distinguere l'informazione vera da quella falsa e a capire quali sono i veri punti e le vere parti. Essere soggetto educante in questo contesto significa realizzare anche in questa campagna elettorale un'azione informativa e formativa capillare sul senso delle scelte politiche che ognuno di noi andrà a fare
e anche sull'orizzonte strategico che in base alle scelte fatte il nostro Paese affronterà nel prossimo quinquennio. Ecco, per questi motivi abbiamo voluto organizzare l'incontro di oggi e anche per questi motivi, per questa ambizione diciamo, di essere soggetto che fa educazione anche dei lavoratori e dei pensionati, abbiamo scelto di non impostare i lavori di oggi sui temi strettamente sindacali. Ma non perché non abbiamo le idee chiare. Nei prossimi giorni, martedì prossimo, il nostro segretario generale Gigi Sbarra presenterà pubblicamente a tutti i candidati quella che ha definito l'agenda sociale della CISL, cioè l'insieme delle priorità sociali e del lavoro che abbiamo individuato per il nostro Paese, anche nel percorso congressuale, e sulle quali chiediamo di dare risposta, dentro una campagna elettorale che invece è giocata molto sulle polemiche e sulle promesse e poco sulle progettualità riformiste di cui questo Paese ha bisogno. Tra l'altro le nostre CISL territoriali stanno organizzando incontri e confronti con i candidati territoriali per sottoporre loro la nostra visione, le nostre analisi, le nostre priorità, la nostra agenda sociale, così come anche declinata in base alle specificità territoriali. Come al solito noi incontreremo e ci confronteremo con tutti i candidati, tutti i partiti, perché vogliamo già da ora avere un dialogo che ci permetta di rappresentare quelli che sono i problemi del lavoro e a chi domani siederà in Parlamento. La CISL dal punto di vista dell'agenda sindacale ha insistito molto in tutto questo ultimo anno di congressi sulla necessità per far ripartire il Paese di un forte patto sociale tra la politica, le rappresentanze economiche e le rappresentanze sociali, necessario per far ripartire il Paese e per costruire un orizzonte di sviluppo. Invece le fratture politiche e anche quelle sociali che si stanno producendo rischiano di condannarci al declino e noi dobbiamo avere la forza e la perseveranza di continuare a indicare la necessità di ricomporre dal punto di vista sociale, di assumersi delle responsabilità condivise, di perseguire il dialogo, di ricercare la coesione sociale, che sono le uniche possibilità per questo Paese di rialzarsi, che ha la possibilità di fare. Continueremo, ecco, da questo punto di vista, come diceva un po' di tempo fa Giorgio Santini, ad essere e a costituire l'infrastruttura sociale della speranza di questo Paese. Questo è il nostro compito, il nostro ruolo. Ecco, quindi oggi sulla base di queste riflessioni noi non riprenderemo i temi strettamente sindacali di cui abbiamo discusso ampiamente nel congresso e ci dedichiamo invece abbiamo individuato 3 grandi dilemmi strategici che il Paese deve affrontare e appunto vorremmo discuterli insieme con i nostri esperti che sono qui. Il primo dilemma è quello della collocazione atlantica del nostro Paese. L'Europa è sotto minaccia la nostra democrazia, è sotto minaccia la pace nel nostro continente, è sotto minaccia il modello europeo fatto di sviluppo economico e di welfare. La Russia ha attaccato militarmente l'Ucraina, ma sta attaccando quotidianamente l'Europa e l'Occidente da molti anni con altre armi. In questo contesto che scelte farà l'Italia? Il governo Draghi non ha mostrato nessuna incertezza, anzi è stato quello che in Europa ha dettato la linea anche sulle misure da prendere, sia nel sostegno incondizionato all'Ucraina, sia nel rafforzare l'alleanza atlantica per difendere la democrazia e il nostro modello occidentale. E allora la prima domanda, il primo dilemma è: cosa succederà dopo le elezioni? Cosa dicono i partiti politici su questo tema? Il secondo dilemma è quello del progetto europeo, dell'adesione al progetto europeo. La CISL ha le idee molto chiare, i nostri documenti parlano di Stati Uniti d'Europa e riteniamo che avere un'Europa più forte passa da una parte per una revisione dei trattati, bisogna superare il diritto di veto del singolo Paese, questo è uno dei temi che si stanno discutendo a livello di Consiglio europeo, ma soprattutto se vogliamo davvero un'Europa più forte, come tutti dicono, c'è una cosa sola da fare, che è quella di passare a una maggiore cessione di sovranità degli Stati nazionali nei confronti delle istituzioni comunitarie. Quello che è successo negli ultimi 3 anni rende evidente, anzi io direi anche negli ultimi 10 anni, dalla crisi del 2008 in poi, gli ultimi 15 anni, rende evidente come ci sono 2 tipi di istituzioni europee, ci sono quelle comunitarie e ci sono quelle intergovernative.
le istituzioni comunitarie sono in grado di decidere velocemente di essere efficaci nelle scelte. Quando la Banca Centrale Europea, che è un'istituzione comunitaria, ha deciso di sostenere i paesi nel momento del Covid, ci ha messo 2 settimane a fare le delibere necessarie per dare liquidità. La Commissione Europea, sui temi che gli sono stati affidati e sul budget che ha a disposizione, ci ha messo 3 settimane a deliberare il fondo SURE, che è quello che ha sostenuto gli ammortizzatori sociali anche nel nostro paese. Quindi quello che è comunitario funziona. Quello che invece non funziona è quello che passa sempre per un meccanismo intergovernativo, dove bisogna mettere insieme nel Consiglio d'Europa tutti i paesi, trovare un accordo all'unanimità e procedere. Lì i meccanismi non funzionano. E la maggior parte delle competenze oggi, ne cito alcune, le migrazioni, la politica estera, la politica fiscale, la politica energetica, la difesa europea, non sono materie che sono affidate a istituzioni comunitarie, ma sono affidate al Consiglio d'Europa, quindi alla necessità di trovare un accordo all'unanimità fra tutti i paesi. Ecco, quindi serve un processo che invece vada verso il trasferimento delle materie strategiche dal livello intergovernativo a quello comunitario. E su questo tema cosa farà il nostro Paese dopo queste elezioni? Cosa ne dicono di questi temi i partiti che si stanno proponendo? Il terzo dilemma è quello del funzionamento del modello dello Stato. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a una sempre maggiore personalizzazione della politica. Ormai i partiti, la maggior parte sono partiti personali, tra l'altro. Accanto alla personalizzazione si è affermato un modello che vede la gestione del potere politico come rapporto diretto fra il leader e il cittadino, la cosiddetta disintermediazione. Ed è un modello in cui tutte le manifestazioni delle relazioni sociali, attraverso i meccanismi associativi della rappresentanza economica, sociale, anche politica, sono considerate residuali o dannose, sono viste come un disturbo dell'azione politica. Tant'è vero che questo processo, tanto è vero che la scelta di perseguire la disintermediazione sociale negli ultimi anni, cioè l'esclusione del dialogo con le rappresentanze economiche e sociali, ha caratterizzato in egual modo governi di destra e governi di sinistra. Tutti hanno perseguito questo tipo di percorso. Invece la nostra idea di Repubblica Democratica continua a essere quella che vede, anche in base allo statuto della CISL, i corpi intermedi, le manifestazioni, le espressioni della rappresentanza come interlocutori responsabili e decisivi della politica in un'ottica fortemente partecipativa. Anche qui siamo di fronte a un bivio. Quale sarà la prospettiva del rapporto fra politica e rappresentanza dopo le elezioni? Ecco, questi 3 grandi dilemmi, a nostro parere, sono elementi di orientamento importanti per le scelte elettorali di ciascuno, nostre ma anche delle persone che poi quotidianamente incontriamo nei posti di lavoro. Vogliamo però perciò dedicare questa mattinata per approfondirli, per capire davvero quello che c'è in gioco. Perché questi temi, questi 3 dilemmi, ce ne sono altri, noi ci siamo concentrati su questi 3, però dovrebbero diventare elementi di discussione centrali in questa campagna elettorale. E tant'è vero, si può affermare per paradosso che da parte dei candidati, di quelli che si candidano a governare il Paese, dire con chiarezza quale scelta si intende fare rispetto a questi 3 dilemmi è quasi più importante dei programmi che vengono presentati, perché poi sappiamo che i programmi, le promesse, le progettualità che vengono messe sul tavolo, poi una volta messe alla prova di fronte alla dura realtà delle cose, perdono molta consistenza, mentre invece gli elementi di orientamento strategico, quelli indirizzano anche le scelte che si dovranno prendere. Ecco, pertanto ringrazio i nostri ospiti di oggi che ci aiuteranno a riflettere su questi 3 grandi dilemmi, Marco Ottaviani, di nuovo Marco Cilento e Gaetano Ziglio Grandi, perché porteranno un contributo esperto su questi temi e ci permetteranno poi anche nel dibattito di interloquire con loro e di uscire dall'incontro di oggi con le idee chiare anche per rafforzare la qualità dell'interlocuzione con le persone, lavoratori, lavoratrici, pensionati che poi tutti i giorni nelle nostre sedi e nelle aziende incontriamo.
Quindi grazie ancora per la disponibilità. Io invito, lascio il mio posto a Valentina Polati, giornalista, che condurrà il dialogo fra i nostri ospiti sui temi presentati. Buon lavoro a tutti. Buongiorno, grazie Gianfranco. Ecco, ci sono. Grazie Gianfranco. Io allora, penso che chiarire le idee serve un po' a tutti, anche a noi che facciamo in teoria insomma, informazione che in questo momento siamo impegnati, oltre alle interviste, a stare attenti a dedicare a ciascuno schieramento lo stesso tempo per la par condicio, quindi proprio, non esagero insomma, con la calcolatrice alla mano, persino noi non abbiamo le idee così chiare. Per dire, oggi è l'ultimo giorno in cui si possono dare sondaggi sulle intenzioni di voto, ma al di là di quello, insomma, quelli potete leggerli tranquillamente, per capire quanto importante è cercare di informare quelli che magari vi sono vicini. Il dato, che è di qualche giorno fa, sono sondaggi Ipsos, oltre a questo scarso interesse, praticamente oggi poco più di un italiano su due dichiara di conoscere almeno in parte le coalizioni e i partiti che si presentano alle elezioni, quindi non parliamo di programmi, parliamo proprio di sapere chi si potrà votare. Il 47% conosce poco o non conosce per nulla l'offerta politica, quindi insomma sì, siamo a ridosso del voto, però qualcosa probabilmente si può ancora fare ed è quello che insomma cercheremo di fare anche oggi. Partendo dall'orizzonte europeo c'è questa preoccupazione, no, di chi invece magari cerca di informarsi su quello che potrà essere il nostro paese dopo queste elezioni. Io per esempio avrei anche la curiosità di capire quanto l'Europa è preoccupata per come arriverà il nostro paese dopo questa tornata elettorale. Al nostro primo ospite, a Marco Cilento, sindacalista della Confederazione Europea dei Sindacati, autore di Architetti di un'Europa del Lavoro, 6 proposte per il sindacalismo europeo a 30 anni dal Trattato di Maastricht, vorrei chiedere conviene essere dentro all'Europa e come ci arriviamo, come ci arriveremo. Grazie innanzitutto per l'invito, grazie Gianfranco per avermi dato questa opportunità. Velocissima premessa, vengo poi alla domanda. Io vengo qui con un libro, quindi c'è molto di mio e di personale. Io sono responsabile delle politiche istituzionali della Confederazione Europea dei Sindacati e vengo con un libro, quindi diciamo mi permetto di eventualmente portare quelli che sono anche i pensieri miei più personali rispetto a quello che la Confederazione Europea dei Sindacati mette in piedi. Coincidono generalmente le due cose, se c'è da fare una piccola autocritica mi permetto in questo contesto di poterla fare, proprio in virtù del fatto che ho messo tutto per iscritto. Allora, conviene stare... Noi in Europa ci stiamo da tanti anni e devo dire che l'Italia ci sta con convinzione, al di là di quello che poi nell'ambito del dibattito pubblico, dove le vicende della vita ci portano a confrontarci con problemi enormi, con difficoltà, con eventi imprevisti in cui ci rendiamo conto che la politica riesce a dare risposte sempre più limitate e iniziamo a entrare in imbarazzo con quelli che sono i rapporti nostri con le istituzioni. Ci entriamo in imbarazzo con le istituzioni nostre del nostro paese e conosciamo meglio. Posso immaginare quanto sia difficile cogliere il valore aggiunto di istituzioni che ci sono un po' più lontane perché sono geograficamente lontane, istituzionalmente sovraordinate. Quindi cosa fa l'Europa? Richiede sempre uno sforzo di analisi, di partecipazione che alcuni possono fare perché hanno il tempo, hanno le risorse, ma non necessariamente noi tutti abbiamo
la possibilità di andare a fare questo tipo di approfondimenti. Ora c'è un problema fondamentale, che per la prima volta da tanti anni percepiamo l'esistenza di un nemico, di un pericolo, e anche più di uno. Soprattutto sono pericoli esterni, abbiamo persone e diciamo culture diverse. Non vorrei ora essere, però sono effettivamente culture che fanno fatica ad avvicinarsi all'Unione Europea perché hanno più difficoltà a immaginare se stessi sotto la forma della democrazia, della libertà, dell'espressione del governo democratico delle cose, di un'economia che comunque ha successo. E qui abbiamo il problema russo, abbiamo il problema, ma anche la Turchia esprime una certa ostilità. E non, ricordiamoci che durante le primavere arabe Erdogan con tutti i suoi emissari era sulle nostre televisioni a ridicolizzare le politiche europee e nazionali sul Medio Oriente, e loro cercavano di fare un'operazione di invasione. Alcune critiche potevano essere anche fondate, ma c'era di fondo un'idea e una volontà di destabilizzazione, quindi materializzazione del nemico esterno. E poi ci sono le vicende che ci capitano, il Covid o anche la nostra disgregazione sociale, sono delle minacce interne, queste le percepiamo. Abbiamo capito che in Europa, prima lo diceva bene Gianfranco, quando riusciamo a mettere in moto dei meccanismi di solidarietà attraverso le istituzioni che ci siamo voluti dare, le risposte arrivano. Perché arrivano? Perché noi comunque siamo un'area di pace, possiamo concentrarci sul futuro, riusciamo a fare degli strumenti che ci danno dei vantaggi. Quando sentiamo questo pericolo, è successo anche in passato, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, abbattiamo i tabù e per miracolo riusciamo a fare dei oppure, cosa che abbiamo studiato per decenni, oppure riusciamo a fare il famoso strumento per la tutela dell'occupazione che si chiama SURE, che stiamo cercando di rifinanziare perché effettivamente ha funzionato, ma facciamo anche tante altre politiche. Che vuol dire che è sempre conveniente per noi? Non sempre. Nel senso che quando si fanno delle politiche per 450 milioni di persone, con tanti interessi dietro, con tante mediazioni, non sempre ciò che ci viene proposto è in linea con gli interessi delle persone che noi vogliamo rappresentare. È lì che c'è l'azione sindacale che ci deve spingere sempre a portare dentro i nostri interessi di persone, che poi sono interessi di numero di lavoratori, di persone, di cittadini europei, sono tanti, perché comunque immaginiamo che il gruppo di popolazione che fa riferimento al sindacato europeo si aggira sui 200 milioni di persone, quindi insomma è un gruppo abbastanza consistente. Noi dobbiamo dire la nostra ed essere presenti. Vi faccio un esempio pratico di come poi si manifesta questa necessità di far sì che l'Europa sia presente e tuteli gli interessi. Ora, per far fronte alla crisi ucraina, al prezzo dell'energia, si è creato un pacchetto che consente agli Stati di intervenire fuori dalle regole degli aiuti di Stato. Tutti quanti abbiamo applaudito, finalmente in questi fondi possiamo fare quello che ci vogliamo senza dover dare, senza troppa burocrazia. La Germania ha stanziato un pacchetto di circa 30 miliardi, ora sui giornali varia un po' la cifra, ma è sui circa 30 miliardi di aiuti alle piccole e medie imprese, fuori dalle regole degli aiuti di Stato, quindi sono soldi che arrivano alle piccole e medie imprese e che devono consentire a loro di sopravvivere in questo periodo di caro, di bolletta energetica molto alta e anche di instabilità sulle forniture, e che vanno proprio a finanziare direttamente, senza limiti, le piccole e medie imprese. Sono 30 miliardi. Ma noi quanti ne mettiamo? Lo sapete, non lo sapete? Noi probabilmente meno di uno, in Polonia 7. Allora, in questo clima qui, in cui si dà libertà per intercedere e arrivare, è importante che ci sia a livello europeo una struttura che sia in grado di ribilanciare l'interesse e far sì che chi è più ricco non abbia poi il vantaggio dell'essere più ricco per riuscire a finanziare le proprie imprese, perché voi potete immaginare cosa vuol dire per un tessuto come il nostro, e specie forse anche in questa regione, nell'ambito della competizione, della presenza sui mercati europei e mondiali, avere come competitori imprese che possono godere sul vantaggio di questo tipo. E sta compito dell'Unione Europea, è compito nostro, riuscire a ribilanciare sempre queste decisioni per far sì che poi alla fine il sistema stia in equilibrio e che tutti, ogni singolo cittadino europeo possa beneficiare di queste misure.
Quindi è uno sforzo. Nell'Unione Europea ci conviene, bisogna starci nella misura in cui governiamo i processi, nella misura in cui ci stiamo dentro, abbiamo un'idea di cosa fare e facciamo lo sforzo di metterci in discussione per poter partecipare a quei processi, mediare ed essere disposti a cambiare, ma avendo in mente che dobbiamo beneficiarne tutti. Questa è la grande sfida. L'esistenza di questi fattori oggi diciamo, delle difficoltà, si crea anche questa opportunità di lanciare fuori la posta dello Stato. Banalmente spiegato ai bambini la difficoltà dell'accordo sul tetto al prezzo del gas. Sì, allora la difficoltà c'è. Allora, qua è un ragionamento forse anche per chi è più esperto geopoliticamente internazionale, però fondamentalmente, a parte che ieri oggi dovrebbe esserci una decisione definitiva. Ovviamente sull'approvvigionamento del gas si giocano interessi geopolitici molto importanti, poi parliamoci chiaro, nell'ambito delle sanzioni alla Russia ci sono alcuni paesi che hanno delle relazioni economiche, degli interessi talmente stretti con i paesi amici e nemici che ci siamo creati, che comunque generano pressione sulle scelte dei governi. Sull'approvvigionamento del gas si genera si stabilisce quello che è il futuro competitivo di tanti paesi, quindi sul futuro del lavoro e dell'occupazione, al di là del fatto del prezzo del gas in sé e dei rapporti consolidati tra il mondo europeo e il mondo asiatico. A mio avviso questa dinamica in questo momento può essere superata attraverso una coalizzazione, una intesa molto forte tra i paesi europei, avendo in testa un progetto più ampio e più lungo di benessere del continente europeo e di fedeltà ai nostri valori, ai nostri investimenti. In difficoltà bisogna rimanere abbastanza fedeli a quelli che sono i nostri valori e le cose che ci hanno consentito di prosperare fino ad oggi. Comunque di un continente che garantisce ai propri cittadini un livello di vita molto superiore rispetto a tutte le altre regioni del mondo. E da questo punto di vista bisogna rimanere fedeli. Su questa decisione del prezzo del gas, è una decisione che farebbe molto male alla Russia, tant'è vero che la reazione è forte. Non trascuriamo neanche un altro attrice che è molto più qualificato di me per dirlo, quelli che sono gli intrecci degli interessi che si sono costruiti in decenni di collaborazione o di cooperazione economica con il mondo russo, per cui alla fine sono interessi che pesano molto sulle decisioni che sentiamo. A proposito della Russia e del conflitto, naturalmente, no? Questa guerra che ci siamo trovati alle porte di casa, in realtà poi proprio in casa, no? Per le conseguenze. Coinvolgiamo adesso Marta Ottaviani, collega, giornalista e autrice di Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. È importante che questa sottolineatura adesso lei ci spiegherà perché. Insomma, ben prima del conflitto era uscito con questo libro, questa necessità arrivava da dove? Perché poi tutti ci siamo chiesti come mai non ci siamo accorti che insomma da un giorno all'altro, forse no, si racconta che nemmeno gli stessi ucraini non avevano molti nemmeno fatto benzina, nemmeno fatto scorta, quindi sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato noi, ma non solo noi. Allora, grazie, per prima cosa buongiorno a tutti, grazie per questo invito e penso, ho ascoltato con grande attenzione il discorso introduttivo di Re Fosco e devo dire mi è piaciuto tantissimo il concetto di una CISL come soggetto educante. Perché? Perché purtroppo, e insomma lo devo dire con grandissima costernazione personale, i soggetti educanti in questo paese iniziano a essere sempre meno e sempre di minor qualità, purtroppo. Se io penso a quella che è stata la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia giovinezza, ormai qualche anno fa, io ho avuto due soggetti educanti fortissimi. Il primo è stato la mia famiglia, ovviamente, e il secondo è stata la scuola.
E in questo momento io penso che entrambi questi soggetti educanti, per motivi completamente diversi tra di loro, siano in crisi. E vi dico, allora, nella scuola ci sono sicuramente, chi si occupa di scuola tra di voi può dire sicuramente cose molto più intelligenti e competenti delle mie, quindi eviterò, però sulle famiglie io credo che pesino due fattori soprattutto. Il primo è purtroppo la decadenza, mettiamola così, l'alleggerimento progressivo culturale a cui è stato sottoposto questo paese, se non vogliamo proprio parlare di decadenza. E il secondo è un fattore quasi psicologico, direi, del dare per certe cose che per certe non lo sono mai. Quindi il sistema di valori su cui si fonda la nostra società e anche la nostra Costituzione incidentalmente, e anche tutte le conquiste democratiche per le quali abbiamo lottato con le unghie e con i denti. Ebbene, è venuto il momento di difendere di nuovo purtroppo la nostra democrazia da una minaccia che non è più quella chiaramente della seconda guerra mondiale, ma è una minaccia che si è sviluppata soprattutto negli ultimi 20 anni. Prima la collega mi ha chiesto qual è stato il motivo che mi ha portato a scrivere Brigate russe. Io sono una specializzata sulla Turchia e in seconda battuta sulla crisi del debito greca. Dal 2016 in poi ho coronato quello che per me era un sogno d'amore professionale e ho iniziato a occuparmi anche di Russia. Facciamo un passo indietro, arriviamo al 2014, invasione della Crimea, e io rimasi a dir poco scioccata perché all'inizio mi ero quasi fatta imbambolare dalla narrazione russa, per la quale comunque la Crimea era in qualche modo una terra contesa dove tutto sommato i russi non avevano tutti i torti. E allora, visto che però c'era qualcosa che non mi tornava ovviamente, ho iniziato a studiare e ho scoperto che quello che diceva la Russia era una versione storica assolutamente insostenibile, e però lì mi è scattata una molla che ha fatto proprio, come dire, da leva a quelli che poi sono stati i miei studi negli anni successivi, perché ho pensato, se questi avevano quasi fregato me, che sono appassionata di questo tema e faccio la giornalista, chissà cosa possono fare con persone che magari non sono particolarmente specializzate su un campo, e ognuno di noi ha una sua specializzazione, quindi saprà tutto di Russia, saprà tutto di scuola, saprà tutto di agricoltura, ma poi appena si esce dal proprio campo di specializzazione, giustamente non siamo Bedel venerabile, abbiamo tutti i nostri lati deboli su cui possiamo essere colpiti dall'arma della disinformazione. E quindi ho iniziato a studiare e ho scoperto che la disinformazione è diciamo, uno degli asset su cui si basa la cosiddetta guerra non lineare russa. Voi mi chiederete che cos'è la guerra non lineare. Allora, noi in questa guerra in Ucraina purtroppo stiamo sperimentando una guerra di tipo convenzionale, novecentesco, poi c'è tutto un dibattito su quanto Putin abbia sbagliato a scegliere questo tipo di guerra per andarsi a prendere il Donbass, cosa che peraltro sembrerebbe che non riuscirà neanche a fare. Però la cosa che interessa a noi, e soprattutto il mio intervento in questa circostanza, è mettervi in guardia sul fatto che c'è una guerra impalpabile e che continua anche in tempo di pace, che è la guerra non lineare russa. E come agisce la guerra non lineare russa? Di solito viene sintetizzata come dottrina Gerasimov. In realtà il termine dottrina Gerasimov non è corretto perché non esiste. È stata una definizione data da Mark Galeotti, che è un grandissimo studioso di Russia e spazio post-sovietico, ma non l'ha data Gerasimov ovviamente questa definizione. Gerasimov, tra le altre cose, è l'attuale capo di Stato Maggiore russo, caduto in disgrazia davanti a Vladimir Putin, come molti altri dirigenti anche dei servizi segreti, ai quali Putin sta imputando il fallimento della cosiddetta operazione militare speciale, anche se poi va in giro a dire per il mondo che sta andando benissimo. Però ecco, in realtà Putin era stato ampiamente messo in guardia sul fatto che la Russia non poteva permettersi una guerra di questo tipo, forse non a sufficienza, ma del resto quando instauri un regime di terrore i primi a non dirti più le cose come stanno sono i tuoi collaboratori più stretti.
E poi c'è anche questa diarchia all'interno delle forze armate tra il capo di Stato Maggiore e il ministro della difesa, che invece al momento è ancora un uomo di stretta fiducia di Vladimir Putin, ma che di cose militari non capisce praticamente nulla, ma è molto bravo a piazzare le commesse dell'industria di difesa russa all'estero e quindi piace molto al presidente. Quindi probabilmente Putin è stato mal consigliato da questa parte, diciamo, delle forze armate del Ministero della Difesa russo. Questo perché vi racconto questo? Perché la guerra non lineare invece si basa su un concetto completamente diverso. Quello di cui Gerasimov parla è l'approccio olistico al danno, quindi colpire il nemico da più punti, da più lati, senza che però il nemico se ne accorga. La genialità, se insomma si può usare questo termine, della guerra non lineare è che ha due caratteristiche principali. La prima è impalpabile, cioè tu non ti rendi conto che questi ti stanno attaccando. E la seconda è che va avanti sempre un bombardamento continuo, la guerra in Ucraina finirà, prima o poi ovviamente ci auguriamo tutti che finisca il più presto, possibilmente con i russi che battono in ritirata, e però andremo avanti per anni con fake news su massacri che in realtà non ci sono mai stati, faranno trovare cadaveri russi completamente irriconoscibili per colpa di massacri effettuati da ucraini, in realtà sono tutti corpi di soldati che la Russia sta tenendo conservati in celle frigorifere perché non li possono far tornare a casa, altrimenti dovrebbero motivare che insomma ci sono quasi 50.000 morti secondo gli ucraini nelle forze armate russe. Quindi insomma diciamo che la disinformazione, il ribaltamento della realtà su questa guerra andrà avanti per anni, quindi prepariamoci psicologicamente. Quali sono le direttrici su cui si muove la guerra non lineare russa? Allora, anzitutto sono gli attacchi informatici. Noi non abbiamo ancora sperimentato un attacco hacker su larga scala nel nostro paese, anche se alcuni tentativi più o meno rudimentali sono stati fatti, però abbiamo una lunga storia negli Stati Uniti che da anni vengono messi periodicamente letteralmente in ginocchio da attacchi hacker. E soprattutto tra il 2020 e il 2021 gli Stati Uniti sono stati letteralmente bersagliati da questi attacchi hacker che hanno colpito non solo le istituzioni, ma anche alcune industrie molto importanti in alcuni settori produttivi del paese. Per questo io ritengo che proprio voi, che siete un sindacato importante, siate a conoscenza del fatto che un attacco hacker non è detto che attacchi solo il sito del Ministero delle Finanze o dell'Agenzia delle Entrate, per quanto sicuramente questo sia gravissimo. Può attaccare il sistema di qualsiasi industria, di qualsiasi libero professionista. Ci sono diversi tipi di attacchi hacker, ci sono quelli in cui si chiede un riscatto, ci sono quelli in cui vengono rubati i dati contenuti nei sistemi di un'azienda e a volte l'azienda non se ne accorge neanche. Quindi, e oltretutto, attraverso questi dati che vengono rubati si possono profilare milioni di persone, possono essere venduti questi dati a diversi tipi, diciamo, di committenti di questi attacchi, e tra questi committenti, e qui andiamo alla seconda direttrice di questa guerra non lineare, ci può essere la cosiddetta fabbrica delle notizie di San Pietroburgo. La fabbrica delle notizie di San Pietroburgo è un palazzo alla periferia di questa bellissima città dove c'è, scusatemi per me che sono giornalista, probabilmente anche per la collega un po' dura da mandar giù, una redazione con caporedattori come in qualsiasi giornale, dove però anziché dire oggi cosa mettiamo in pagina, cosa facciamo sentire ai nostri radioascoltatori, ai nostri spettatori televisivi, dicono bene oggi cosa ci inventiamo. Ed è proprio la fabbrica da cui esce una parte della contronarrazione russa. Ed è una fabbrica che funziona a dei livelli di sofisticazione, ha iniziato a svilupparsi dal 2003 in poi, è molto interessante perché quando sono nati i troll, nel 2003 avevano solo, come dire, un'azione di sostegno nei confronti di Putin e dei servizi segreti. Quando Putin prende il potere sostanzialmente investito da Yeltsin, la Russia finisce di sperimentare quella parentesi di democrazia e di libertà, comunque di poter esprimere il proprio pensiero, nata dopo la perestroika di Gorbaciov, scomparso negli scorsi giorni, però era anche
è giusto ricordarlo, un'epoca di grandissima instabilità economica e di grandissima anche mancanza di sicurezza proprio nelle strade. Quindi arriva questo giovane ex funzionario del KGB e improvvisamente su tutti i forum di dialogo iniziano a comparire questi alfieri, diciamo, il cui obiettivo principale era parlare bene del presidente, far parlare bene dei servizi segreti e attaccare chiunque si permettesse di sollevare dei dubbi sull'operato di questo giovane presidente che aveva preso da poco il potere. Perché ci interessa? Perché nel 2013 avviene, chiamiamolo così, il salto di qualità, quindi alla fabbrica dei troll ci si dice: ma visto che siamo stati così bravi sulla Russia, perché non proviamo a indirizzare anche l'opinione pubblica all'estero? E complice anche lo scoppio del fenomeno dei social network, soprattutto alcuni tipo Twitter o tipo Telegram, che in Russia è fortissimo, ebbene hanno iniziato a twittare e a fare post su Facebook, sempre più anche su altri social network, sempre più spesso in inglese e poi successivamente anche in altre lingue straniere. Io in questo momento ho la bacheca del mio profilo Twitter chiusa e vengo rimproverata molto da alcuni miei lettori per questo aspetto, non sono per nulla contenti, ma perché mi rendo conto che se io scrivo una qualsiasi cosa, l'altro giorno ho fatto un post sul price cap, e tempo 20 minuti avevo gente che mi ritwittava criticandomi e dicendo che quello che io stavo scrivendo sulle difficoltà che avrebbe avuto la Russia a vendere il proprio gas altrove non era assolutamente vero. Se voi andate a vedere tutti questi profili, sono profili evidentemente falsi, sono profili che non hanno un'immagine, sono profili il cui username molto spesso è una sequenza numerica, sono profili che se vai a vedere il profilo non hanno una storia loro. Quindi molto probabilmente sono profili comandati da bot. Il problema qual è? Il problema è che questi sono facilmente riconoscibili una volta che ci si prende la mano, perché poi purtroppo i social sono il regno dell'effimero, quindi quando uno diffonde una fake news, quando uno condivide il post su Facebook che ha avuto tante visualizzazioni, raramente si va a vedere chi ha postato questo argomento, chi ha retweetato, da dove viene, scusatemi, il tweet di partenza, e a volte si trovano delle simpatiche sorprese di cui vi parlerò tra poco. E quindi il problema qual è? Il problema è che, come vi stavo dicendo prima, i troll si stanno affinando sempre di più, quindi a me capita di vedere in giro dei profili dove, se voi andate sulla loro bacheca, sono persone apparentemente vere. Quindi ci può essere Marta che fa la giornalista e ha vissuto 9 anni in Turchia e ha scritto libri, piuttosto che ci può essere un docente universitario, ci può essere il ricercatore in una determinata università, anche perché chi ha la pazienza ad andare a vedere che questo sia veramente, andare sul sito dell'università e informarsi. E questa è un'arma a dire poco micidiale. Questo, il suggerimento piccolo che do io sempre è: prima di retweetare o di condividere il contributo di qualcun altro, per cortesia fate quello che fanno tutti i giornalisti degni di questo nome: verificate la fonte. Perché? Perché il punto è proprio questo: sui social noi siamo utenti passivi quando riceviamo un'informazione, ma diventiamo utenti attivi quando condividiamo un'informazione. Quindi se qualcuno ritwitta una fake news, e quante ne ho viste ritwittate sul massacro di Bucha anche da alcuni miei colleghi, insomma, in qualche caso anche piuttosto blasonati e insomma con una lunga storia professionale alle spalle, beh, noi facciamo un danno dalle proporzioni devastanti. Mi piace usare questa metafora, mi rendo conto che è molto forte, però nella guerra in Ucraina noi stiamo vedendo palazzi bombardati, purtroppo ormai all'ordine del giorno da quasi 7 mesi. Ecco, nella guerra non lineare bombardano le nostre coscienze senza che però nessuno veda una coscienza sventrata. E vi assicuro che questo può avere dei risvolti
importanti per la tenuta della nostra democrazia. Passo brevemente alla terza e quarta direttrice di questa guerra non lineare e poi vi dico quali sono le conseguenze che questa guerra non lineare possa avere. Allora, la terza direttrice è tutto un sistema di media apertamente filogovernativi, di media finto indipendenti ma che in realtà sono estremamente filogovernativi, più una galassia di think tank, perché adesso giustamente quando parla un accademico uno dice beh, questo è un accademico, una persona che ha studiato, fa niente se poi quella persona sia apertamente ideologizzata o non sia poi specializzata sulle materie di cui sta parlando. Però ecco, se voi guardate, per esempio nel mondo di Twitter, è pieno di think tank, ognuno ha, diciamo, la sua linea editoriale, permettetemi di usare questa espressione, e possono anche essere dei think tank validi. Io ci sono un paio di think tank russi che seguo costantemente, so che hanno un determinato orientamento, ma so che ci sono anche degli studiosi assolutamente rispettabili, con i quali io posso non essere d'accordo, ma che quando fanno un loro assessment sulla situazione lo fanno perché competenti della materia di cui stanno parlando. Ecco, il problema qual è? Il problema è che, e credo sia stato anche detto proprio prima da Re Fosco, siamo in un momento in cui c'è quasi un sovraccarico di informazione. Noi siamo bombardati di informazioni da tutte le parti. E questo è sicuramente una grandissima possibilità per arricchire le nostre conoscenze. In secondo luogo, però, chiaramente, più si allarga la possibilità di informarsi, più c'è la possibilità che tra tutte queste fonti di informazione ce ne sia qualcuna non esattamente in buona fede. E qui si applica, si viene a creare quello che Vladislav Surkov, che è uno dei grandi ideologi del putinismo, soprattutto della sua prima fase, chiama come l'epoca della confusione. Quindi in un mondo dove ognuno dice la sua, allora dice Surkov, noi russi siamo autorizzati a dire la nostra e a farla passare come una verità inoppugnabile. Quindi la Crimea è un territorio che andava riannesso alla Russia, l'Ucraina va denazificata, tra le altre cose, permettetemi una piccolissima parentesi, avessi sentito uno spiegare perché usano il termine nazista. Il termine nazista nella cultura russa, allora se voi prendete un libro di storia russo, la seconda guerra mondiale non si chiama seconda guerra mondiale, si chiama grande guerra patriottica e si tiene presente solo il fronte russo della guerra. Non esiste quello che è successo in Europa e soprattutto non esiste il fronte pacifico, che in realtà poi fu molto importante anche purtroppo nel suo epilogo in Giappone per quello che poi è stata la guerra successivamente. Il termine, in questa ottica, il termine nazista non è da attribuire a una persona seguace del nazismo, quindi ideologia xenofoba, ultranazionalista, eccetera. Il nazista è il traditore, è quello che quando sono arrivati i nazisti ha voltato le spalle alla Russia perché pensava che i nazisti li potessero in qualche modo liberare, poi invece gli ucraini, purtroppo ucraini e non solo loro, hanno subito delle cose terribili. E quindi quando si parla di denazificazione si vanno ad attaccare i nemici della patria, con un piccolo particolare: l'Ucraina è uno Stato sovrano riconosciuto dalla comunità internazionale e quindi vorrei capire in che cosa avrebbe tradito la Russia se non nel suo diritto ad avere un riconoscimento internazionale. Quindi chiusa la parentesi. Quarta direttrice della guerra non lineare, che a noi non interessa fino a un certo punto, sono i cosiddetti omini verdi. Quindi, come è stato fatto in Crimea nel 2014, si mandano dei soldati senza la divisa ufficiale, possono essere i mercenari della Wagner, di cui avrete sentito parlare tutti, possono essere dei gruppi di sabotatori, però insomma si mandano questi soldati senza una divisa ufficiale a fare il lavoro sporco, quindi a aiutare gruppi armati che nel frattempo hanno addestrato, eccetera. Dico da noi solo fino a un certo punto perché, come ci insegna Jacopo Iacoboni e Gianluca Paolucci nel loro libro Oligarchi, in Italia ci sono dagli 80 ai 100 agenti operativi dei servizi segreti russi, quindi sapete com'è, io tutto sommato, vista comunque la quantità vi
vi rendo conto anche di questo quarto asset della guerra non lineare, perché così dovesse succedere qualcosa nel nostro paese già lo sapete. A parte questo scherzo che tanto scherzo non è. Ecco, quali sono le conseguenze della guerra non lineare? Bene, attenzione, la prima è creare un grandissimo disagio all'interno dell'opinione pubblica e attenzione, questo disagio, questo confronto esasperato non avviene solo in presenza di grandi appuntamenti internazionali. In questi giorni, e io credo che ormai, insomma, all'inizio mi davano della complottista, però insomma, dopo le ultime dichiarazioni di Maria Zakharova 2 giorni fa, io credo sia evidente che la Russia è entrata a gamba tesa in questa campagna elettorale. Devo dirvi così a gamba tesa che ha addirittura travalicato quelli che sono i limiti di impalpabilità della guerra non lineare russa, perché è palpabilissimo insomma il fatto che questi vogliano influire sul risultato elettorale. E la motivazione che mi sono data io di questo atteggiamento particolarmente violento ed assertivo è che questa è una campagna elettorale molto breve, aggiungo per fortuna. Perché? Perché così i russi hanno comunque anche uno spazio di tempo molto limitato in cui intervenire. E però purtroppo, ve lo dico, non voglio ovviamente offendere le scelte elettorali di nessuno, visto che giustamente Refosco ha detto prima che la CISL è assolutamente laica, quindi non dà indicazioni di voto, però sentir parlare di Putin come uomo di pace e di togliere le sanzioni alla Russia in un momento in cui la Russia sostanzialmente ancora un po' ci dà le indicazioni di voto, vi devo dire che mi ha fatto stare abbastanza male. Però ecco, quindi abbiamo l'intervento in Italia che mi sembra evidente, però è interessante vedere come nella guerra non lineare russa si intervenga anche in presenza di grandi temi d'attualità. Ve ne cito uno per tutti, i vaccini. L'ondata di disinformazione che è stata fatta sul Covid-19 e sui vaccini, peraltro non solo sui vaccini diciamo di fabbricazione europea, ma anche l'ondata di post che sono usciti celebrando i risultati dello Sputnik. Purtroppo diciamo che in Russia sono 2 milioni di morti non dichiarati, quindi probabilmente potevano formularlo un po' meglio o produrlo meglio ancora in maniera un attimino più efficace. Però ecco, i vaccini ma anche le migrazioni, prima è stato giustamente ricordato da Refosco come noi fino all'anno scorso eravamo tutti, non dimenticheremo l'Afghanistan, adesso se lo sono evidentemente dimenticato tutti. Però le migrazioni sono un'altra potenziale arma di guerra non lineare importante. La polemica sul gas di questi giorni è utilizzata dalla Russia come evidente arma di guerra non lineare. Attenti quando andate a votare, perché poi passerete l'inverno al freddo. E qui, visto che prima si parlava di Recep Tayyip Erdogan, un leader che io conosco piuttosto bene, visto che me ne occupo da quasi 20 anni, anche Erdogan l'altro giorno è uscito con delle frasi non esattamente da grande alleato dell'Occidente, perché quando dice la Turchia non avrà problemi di approvvigionamento energetico, a parte che pesa sul suo debito l'approvvigionamento energetico in una maniera allucinante, sul suo disavanzo delle partite correnti, ma lasciamo perdere. Però quando Erdogan dice le sanzioni sono sbagliate, se voi adesso avete questi problemi è perché avete messo le sanzioni alla Russia, ma insomma ricordiamoci che questo signore è il capo di Stato del secondo, cioè di uno Stato che è il secondo esercito numerico della NATO. E quindi, visto che qua oggi si parla anche di sfide del futuro, io quando mi trovo a parlare con politici e con addetti ai lavori, io lo dico sempre, scusatemi, cercate di mettervi a un tavolo e di capire quale sia l'atteggiamento da tenere non solo con Putin ma anche con Erdogan, anche perché, questa è una mia valutazione personale, Erdogan che un giorno dice la Crimea deve rimanere assolutamente all'Ucraina, lo dice, ve lo decodifico un attimo, perché insomma, vogliate mai che il popolo curdo il giorno dopo dice allora noi facciamo come la Crimea adesso e ci andiamo ad annettere a qualcun altro, meglio ancora ci rendiamo indipendenti, cosa che vogliono fare da un paio di secoli a questa parte. Quindi queste sono le motivazioni per cui Erdogan ha fatto quelle dichiarazioni sulla Crimea. In secondo luogo però Erdogan è quello che ha fatto con Putin l'accordo sul grano, è quello che ha fatto partire alcune navi dai porti prima che l'accordo del grano venisse firmato, ed è quello con cui Putin si consulterà per modificare questo accordo sul grano. E anche qui c'è una narrazione ben precisa che può essere usata come un altro mezzo di guerra non lineare, per dirvi come
sia un modo di fare guerra senza usare armi, ma molto pericoloso. Putin l'altro giorno, l'avete sentito nel suo discorso di Vladivostok, ha parlato di un nuovo ordine mondiale, se l'è presa con l'Occidente, ha detto che l'epoca dell'Occidente è finita, poi a un certo punto si è detto molto indispettito perché di tutte le navi piene di grano, piene di cereali che sono partite dai porti ucraini fino a questo momento, dai porti, scusate, ucraini controllati dai russi fino a questo momento, solo una piccola parte sono andati a paesi che ne avevano veramente bisogno. L'uditore medio dice: ah, ci picchia, che carogne quelli dell'Occidente che si stanno tenendo le navi, tutte le navi loro. Sostanzialmente questo messaggio non è tanto per fare indignare l'opinione pubblica occidentale, ma è per fare indignare l'opinione pubblica africana, che è il continente per molti versi del futuro, dove la Russia, la Turchia e la Cina sono attive da anni in modi e luoghi a volte diversi, e dove ovviamente vogliono avere un vantaggio nel momento in cui l'Africa esploderà definitivamente. Quindi io con questo concludo il mio intervento, che spero sia stato esaustivo, e poi ovviamente sarò lieta di rispondere a tutte le domande che vorrete farmi, però veramente bisogna pensare che questo adesso poi stiamo entrando nel mondo di domani, dove però le regole del gioco vengono dettate a volte da uomini che hanno la mentalità da mondo di ieri e che ci vogliono far tornare a un mondo di ieri dove il concetto di democrazia non esiste, può esserci il limite quello di democratura, qual era la Russia di Putin prima dell'inizio della guerra, quindi una democrazia sostanzialmente finta, adesso non si può neanche più dire quello, e dove quei valori che noi diamo per scontati e quelle conquiste che noi diamo per assodate sono più che mai in pericolo. Grazie Marta per questa analisi così lucida, sicuramente insomma, spunto di riflessione. Adesso coinvolgiamo il nostro terzo interlocutore, Gaetano Zilio Grandi, docente di diritto del lavoro al Dipartimento di Management di Ca' Foscari. A lui vorremmo chiedere il rapporto fra politica e parti sociali, a che punto è, da che cosa poi bisognerà ripartire dopo queste elezioni. Grazie intanto Gianfranco per l'invito. Mi rendo conto che passare da uno scenario globale magistralmente descritto da Marta Ottaviani alle cose di casa nostra, diciamo così, sia una certa caduta, ci sia una certa caduta. Però una nota di cronaca la voglio fare sulle cose interessantissime che ho ascoltato fino a questo momento. Un'ultima sull'Africa. Anni fa andai in Madagascar, i cinesi erano già lì, le risaie erano già loro, punto, fine, quindi è un dato oggettivo. L'altra di cronaca, di attualità, io non ho visto, a parte un servizio meraviglioso, un'intervista di Werner Herzog a Gorbaciov, non ho visto nulla su Gorbaciov. Qui, in Italia. Detto questo, mi congratulo perché questa idea del soggetto educante, del sindacato che da educanda diventa educante, permettetemi la battuta, è fondamentale. Cioè, lo dicevo prima con gli amici, anche con Marco Cilento, è fondamentale che le organizzazioni sindacali, in particolare la vostra organizzazione sindacale, che è sempre stata attenta a questi aspetti, porti cultura, dati, risultati di ricerche verificate e così via. E vengo al mio micro tema, che però, pur essendo micro, è sicuramente importante per un'organizzazione sindacale. Mi chiedeva Gianfranco di parlare del ruolo dei sindacati e dei corpi intermedi del funzionamento della democrazia italiana. Ora, per tutto quello che abbiamo sentito fino a questo momento, la democrazia è la democrazia dei social. Sembrerebbe che non ci fosse altro che questo. In realtà ogni tanto
Ci dobbiamo recare le urne, qui rimane una mia, come dire, idiosincrasia personale. Non ho capito perché negli Stati Uniti si vota telematicamente e noi dobbiamo fare gli sconti alle ferrovie dello Stato per andare a votare, per tornare come si faceva 50 anni fa. Mi sfugge. Comunque, tant'è. Ora, da un punto di vista della democrazia oggi nel nostro paese e degli effetti del voto anche sulle tematiche che ci riguardano, io segnalo un dato. È un dato, secondo me, importante. È vero che l'Italia è un paese di vecchi, scusate l'espressione, o meglio non è un paese per giovani, ma è un paese pieno di giovani che oggi vanno a votare. C'è una generazione che è l'ultima generazione numerosa da un punto di vista della gobba, diciamo così, della futura gobba previdenziale, che andrà a votare adesso. E allora va a votare su cosa? Sui social? Cioè su che cosa fonda di qui l'importanza degli incontri che voi fate e che poi devono essere portati. Ora io mi ero fatto tutta un'idea, ma voglio andare veramente molto velocemente. Che cosa fa un'organizzazione sindacale per la democrazia? Quali sono gli strumenti? Sono degli strumenti che noi diamo per scontati, ma che scontati non sono mai. Io cerco di dirlo sempre ai giovani universitari: lo sciopero, la contrattazione collettiva, la concertazione, anch'essa spesso costretta a seconda del governo che poi ci ritroviamo, cioè il coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte politiche, economiche, strategiche di un paese, perché sono quelle che costruiscono il futuro del lavoro. E a proposito di lavoro, che rapporto c'è tra democrazia e lavoro oggi? E qui io sono un appassionato di cinema, allora ogni tanto tiro fuori il senso di Smilla per il lavoro, era per la neve, no? Il film. Il senso di Smilla, qual è il lavoro? Quale lavoro? Questa è una domanda che le organizzazioni sindacali e i cultori della materia si pongono da sempre. Non più e non solo tra il lavoro subordinato, cioè quello che voi rappresentate, e il lavoro autonomo, che è quello che voi dovreste sempre più rappresentare, perché così va il mondo, ma anche all'interno del lavoro subordinato su tutte le diverse, diciamo, sfumature, non di grigio, ma dei lavoretti, del lavoro digitale, del lavoro 4.0, di tutto quello che c'è fuori da qui e che tutti voi conoscete evidentemente anche molto meglio di me. Qui c'è un problema e il problema è sempre lo stesso: incontro tra domanda e offerta di lavoro, perché non si può più vedere che l'impresa non trova dipendenti, la pizzeria non trova collaboratori, non si possono più sentire queste cose, e che quindi l'esito qual è? L'esito è lavoro irregolare, perché non si può fare. Allora, un po' di tempo fa qualcuno ci aveva pensato a queste cose, a regolarizzare anche i famosi lavoretti. Non è più tra noi, giusto per fare un nome e cognome, cioè Marco Biagi. Quando la moglie è in vacanza, a proposito di film, no? appena passato agosto, il mese giusto, se non siete voi, ovvero se non è la contrattazione collettiva, se non è il tessuto delle relazioni industriali a muoversi, lo fa il legislatore secondo un becero meccanismo di sussidiarietà. Giusto un dettaglio tecnico, visto che siamo tra addetti ai lavori. L'articolo 8, dice ma mai l'articolo 8, perfetto, non lo attueremo mai, eccetera, eccetera. Cos'è arrivato dopo? Jobs Act, di cui si lodano oggi le lodi, i grandi, e domani probabilmente il contrario. Cioè, bisogna entrare nell'ordine di idee che dove non lavorate voi, lavora il legislatore, e non è detto che il legislatore lavori meglio di voi, anzi, spesso e volentieri tutto ciò è lasciato, per così dire, al caso. La spada di Damocle. Qui c'è un fattore D che, mi spiace per le numerose donne presenti, non è questa volta il fattore donne, è il fattore demografico. È il fattore demografico. Ho imbastito una ricerca che coinvolge numerosi giovani laureati, eccetera, sul tema degli effetti demografici sul mercato del lavoro e al contrario, mercato del lavoro, effetti demografici. Perché qui la cosa è
è grave. E pochi tra noi, intendo noi come cultori della materia, se ne sono accorti, o meglio, lo dicono. Perché è un po' come, citando questa volta un brano, è come se la barca andasse e noi la lasciassimo andare. Perché le generazioni più avanzate dicono, ma sì, ma poi i giovani, come facciamo noi, troveranno la loro strada. Ma in realtà è cambiato tutto. Cioè, la descrizione del mondo che ci ha dato la nostra giornalista amica ci fa capire che non è che noi siamo scollegati da tutto il resto. È tutto qui e noi siamo lì, evidentemente. Allora, a questo punto, se uno dei temi fondamentali secondo me è quello demografico, il tema demografico è strettamente legato a un altro titolo che mi è venuto in mente così, buttando giù queste idee. Un film meraviglioso ambientato nella seconda guerra mondiale, la grande guerra della patriottica, no? Diceva Marta. Questa volta sulle bianche scogliere di Dover, se non ricordo mai, in cui Donald Sutherland, il film è La cruna del lago, cerca di far avere ai comandi tedeschi i codici per intercettare poi gli inglesi e sapere dove sarebbero sbarcati sostanzialmente. E la cruna del lago oggi è il rapporto emigrazione-immigrazione. È quella strettissima feritoia sulla quale noi dobbiamo riflettere anche da un punto di vista del mercato del lavoro. Quanti entrano, quali entrano, ma anche, ahimè, quanti escono. Perché io continuo a sentire collega che già mio figlio è andato e sento pochissimi è tornato. Chiaro? Quindi su questo credo che, lo richiamava credo Marta prima, gli istituti formativi che non funzionano, non solo la scuola evidentemente, mi ci metto, devono pensare un po' più in modo elevato. Cosa abbiamo davanti? Perché poi il problema, prima abbiamo fatto 2 battute di interviste, cioè adesso i temi. Un collega dice, guarda le proposte dei partiti politici, ma in materia di lavoro. Viene da ridere. Da ridere. C'è il salario minimo, che non si sa però che cosa sia così. Salario minimo? Sì, no, forse. Ci sono i classiconi, direi io, interessanti, incentivi alle assunzioni, poi c'è quello un po' più osé, lavorare meno e guadagnare uguale. Ora me lo devono spiegare però questa cosa qui, perché non mi tornano i conti. Riduzione del cuneo fiscale va bene per tutti, evidentemente, bisogna capire dove li si va a prendere. Il sistema pensionistico. Allora, già quando inizia a pensare a quello, il candidato presidente del Consiglio comincia a riflettere se ne vale la pena. Dice, ma me ne sto imborgata, chi se ne frega del sistema pensionistico. Ma anche gli altri, anche gli altri. Perché oggi il tema centrale del Comune di Roma era l'illuminazione delle periferie. Ora non so se siete stati di recente a Roma. Il problema sia l'illuminazione delle periferie, attenzione, non in generale. Per le vacanze di Natale, tema in discussione in giunta ieri, a me lascia piuttosto perplesso. Ma questo fa parte della politica con la P minuscola. Noi vogliamo ragionare in termini di sindacato con la S maiuscola. E scopriamo che addirittura si arriva alla proposta, come sapete, di una mensilità aggiuntiva. Ora io ricordo ancora gli strepiti per gli euro, quanti erano? Gli 80 euro di Renzi. La mancetta elettorale. Questa volta la mancetta è diventata un po' più... Quindi quello che vi voglio dire è programmi lasciamoli da parte. E come diceva credo Gianfranco prima, ciò che conta, probabilmente nella scelta del partito, ma poi qua non è che stiamo facendo
propaganda elettorale, è altro. Cioè sono le grandi idee. Allora, nelle grandi idee ci sono, secondo me, e sono patrimonio anche della vostra organizzazione sindacale, il coinvolgimento del privato nella gestione del mercato del lavoro, demonizzato da altri. Perché il privato, se ci pensiamo, è ovunque. Poi funziona o non funzioni, certo la Thatcher a suo tempo l'aveva presa un po' sotto gamba, ma funziona o non funzioni, la sanità con chi lavora? Poi dire, ah, ma le cooperative sono cooperative, c'è qualcuno nella sanità di sicuro, intercooperative, cose strane, benissimo, privato. E allora perché non pensare a un'integrazione che tra l'altro è un valore fondante di una famosa legge del 2000 proposta dal PD a suo tempo, proprio sull'integrazione tra il ruolo del pubblico e il ruolo del privato, anche non solo da un punto di vista istituzionale ma anche da un punto di vista del mercato del lavoro. E poi ci sono i temi sui quali a me è piaciuta sinceramente l'uscita di scena di Renato Brunetta con Terrano, con tutte le opinioni negative che si possono avere. Me ne vado, ma vi ricordo, ha detto, che la pubblica amministrazione deve funzionare, punto. Se non funziona quella, e quando ero direttore di dipartimento, da me la prima cosa che volevo funzionasse erano gli uffici, perché io posso avere tutte le idee del mondo sulla ricerca, in diritto del lavoro, in organizzazione aziendale, in altro, ma se l'ufficio non funziona, e questo vale su larga scala anche da un punto di vista dello Stato. Cosa rimane? E qui permettetemi come dire, la battuta finale, utilizzando questa volta un meraviglioso pezzo di Gino Paoli. Io penso che nonostante tutto quello che si dica sui corpi intermedi, non servono più i partiti politici, servono i movimenti, non servono più i sindacati perché si fa da soli. Ecco, le organizzazioni sindacali e le relazioni industriali, non spaventiamoci del termine industriale, l'industria c'è ancora, meno, c'è tutto il resto, per il quale può valere evidentemente la forza e, come dire, l'autorevolezza di organizzazioni sindacali serie. Allora la canzone a cui avevo pensato, riflettendo su queste cose, è evidentemente Senza fine. Io voglio, e in questo senso vale anche la mia, diciamo, più recente collaborazione con Fosco, voglio che il sindacato faccia il proprio mestiere, il proprio dovere e faccia anche di più, perché l'occasione di oggi è un di più importantissimo, non più e non solo per gli iscritti, ma anche per tutto quello che sta fuori. Rimango ovviamente anch'io qui a disposizione per qualunque richiesta e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per il cinema, la musica, perché poi la visione non è più efficace quando si associa a qualcosa che ci piace. Nel libro di Marco Cilento, Architetti di un'Europa del lavoro, leggo, così adesso stavo spiando, capitolo 2, l'europeismo non si misura col PIL ma con il lavoro. E allora vorrei chiedergli a che punto siamo in Europa sulla tutela del lavoro in questo momento così difficile, così complicato e insomma a che punto siamo? Sì, grazie. Allora andiamo su diciamo, materializzato il fatto che abbiamo delle sfide così importanti di fronte a noi anche per quanto riguarda i rischi interni e esterni a cui siamo sottoposti. C'è una esigenza che che sindacalmente ci impone di avere una capacità propositiva, cioè quella di cambiare il modello economico e sociale su cui abbiamo costruito il nostro sviluppo, di cui l'Unione Europea è un pezzo di istituzione, un pezzo di vita che ci appartiene, al di là che non dobbiamo scegliere ogni giorno, l'abbiamo già scelta, l'abbiamo messa in pratica, è parte di questo meccanismo attraverso cui cerchiamo di dare delle risposte alle sfide
del momento. Le sfide restano quelle di più lungo termine. È stata citata la questione demografica, grande problema europeo a cui va data una risposta, però ancora è stato poco citato il segno dei tempi, il Green Deal. Pensate che solamente un anno fa in uscita dal Covid era il grande orizzonte, oggi forse l'abbiamo appena citato, perché comunque la conversione verde, l'avessimo fatto un anno fa questo dibattito sarebbe stato tutto sull'ambiente. E questa sfida resta il problema della riorganizzazione del mercato del lavoro. Qual è il grande passaggio da un anno a questa parte sulle politiche? Allora, c'è anche un altro aspetto: le politiche industriali in Europa entrano clamorosamente nell'ambito del dibattito politico, cosa che prima non era. L'industria non era materia dello Stato. Oggi torna a esserlo perché abbiamo materializzato il pericolo, abbiamo la necessità di indirizzare le nostre scelte industriali. Okay? Allora, uno scenario stracomplesso, e noi in tutto questo dobbiamo cercare di capire che ruolo dobbiamo svolgere. Una cosa molto complicata, noi abbiamo, perché poi abbiamo preso delle scelte, ma la storia ci supera a una velocità incredibile. Con il Covid cosa abbiamo fatto? Abbiamo raddoppiato il bilancio comunitario, 1.000 miliardi messi attraverso il debito pubblico, già quello il primo tabù abbattuto solo perché è arrivato Gentiloni, grande svolta quella di arrivo Gentiloni, e l'abbiamo destinato tutto al green, al cambiamento climatico. C'era la Thunberg in giro, i giovani in piazza, e quindi tutti facciamo una cosa solo sul digitale. Poi ci abbiamo aggiunto il verde, abbiamo aggiunto qualcosa sul digitale perché è strettamente collegato. Così abbiamo un progetto di spesa, che è quello che sta nel piano nazionale, come in tutti i vari paesi, tutto rivolto alla transizione green. Noi abbiamo fatto un'analisi e i piani nazionali per grande, anche perché c'è il vincolo legislativo, vanno verso gli investimenti green, accelerando molto le transizioni lavorative, e aziende che si riconvertono, più si spostano, tutto questo penso che quello testimoniato ogni giorno nel vostro lavoro, dover dare una risposta alle persone che ne vengono toccate. Però tutto questo poi c'è posto dopo un anno, attenzione, c'è stata la guerra in Russia, c'è il problema della povertà legato ai prezzi del gas, c'è il problema dell'approvvigionamento del gas, c'è il problema soprattutto di darsi armi per la guerra normale, come diceva Marta prima delle guerre nuove. Infatti nel libro c'è un passaggio in cui appunto già prima della guerra ucraina, von der Leyen insediandosi si presentò con un computer, disse: questo è il luogo della guerra, dobbiamo attrezzarci. Però che cosa vuol dire? Che dobbiamo immediatamente spostare tutto ciò che avevamo messo sul green verso l'autonomia strategica. Però questo ci comporta un problema molto grande. L'autonomia strategica comprende un pezzo di green, perché la decarbonizzazione è parte del progetto di autonomia strategica, ma ci dobbiamo aggiungere un pezzo, cioè quello di creare un'industria europea per la difesa e un'industria europea per il soddisfacimento dei bisogni che derivano dall'interruzione delle catene globali di approvvigionamento, quindi molto più intersettoriale, e poi c'è da ricostruire i servizi. L'autonomia strategica, visto che stiamo parlando di temi fortemente transnazionali, fortemente integrati, la risposta europea viene proprio naturale. Il green è una sfida globale, ma una sfida globale anche ricreare un sistema di semilavorati, approvvigionamenti, di catene di fornitura all'interno dell'industria europea. Sulla difesa è ancora più problematico, perché lì si tratta di sviluppare tecnologie militari anche a scopi difensivi, però abbiamo la necessità di far sì che questo sforzo militare sia di costruzione di capacità di difesa, sia promotore di mantenimento della pace nell'Unione Europea e possibilmente anche nel mondo. Come si fa questo? Si fa mettendo insieme tecnologia, conoscenze, creando dei progetti di utilizzo di tecnologie, di strumentazioni, infrastrutture fortemente transnazionali. Ora non è il problema, come dice il CGIL, che non bisogna fare le armi, perché io non ho mai visto CGIL andare a boicottare Leonardo
perché fa le armi per il nostro paese. Le armi le facciamo tutti. Il problema che noi ci poniamo a livello europeo è come far sì che questa produzione di armi generi un sistema di difesa che sia attivabile solo di comune accordo di tutti i paesi, perché è condivisa la tecnologia, è condivisa la governance, possa essere usata mai a scopi offensivi, semmai a scopi difensivi, ma probabilmente a non essere mai usata. Ok? Quindi e lì noi abbiamo, in questa autonomia strategica, abbiamo un ruolo da giocare. Ecco quindi che in questa prospettiva l'Unione Europea non è più una sola struttura, è parte del processo decisionale che comprende il livello nazionale e europeo. Noi dobbiamo darci degli obiettivi dal punto di vista sindacale. Ve ne cito brevemente alcuni perché secondo me sono veramente fondamentali. Ci sono risposte contingenti che vanno date immediatamente. Pensate alla lotta alla povertà, che in questo momento è uno dei grandi problemi, e anche cercando di far ripartire sia i salari, il contenimento dei costi di energia, ne abbiamo parlato prima, ma anche alcuni strumenti antipovertà. Ma ci sono anche sfide che dobbiamo avere in mente più strategiche. Nel libro ne riporto alcune, le richiamo veramente velocemente. La questione del debito europeo. La questione del debito europeo è fondamentale perché ci consente di mettere in campo energie nuove con risorse per dare gambe alle politiche che abbiamo deciso essere utili a livello europeo per tutti i cittadini europei. Quando diceva prima Gianfranco, decidere nelle istituzioni europee con metodo comunitario vuol dire dare agio a tutti i cittadini europei. Nell'intergovernativo si tratta di competere sempre con gli altri paesi per vedere chi la spunta, e il politico può tornare e dire ho vinto, ho ottenuto questo per il mio paese, e si perde completamente il bene comune. E in realtà il bilancio europeo rende irreversibile la scelta europea e ci consente di concentrarci sul progresso e sulla creazione di lavoro. Allora sì che puoi fare progetti industriali e di sviluppo che sono di sostenibilità contro il PIL, perché poi alla fine si tratta di riuscire a capire come fare sviluppo senza distruggere le risorse e fare progresso sociale, e concentrarci su quei settori che più producono posti di lavoro e posti di lavoro migliore. Se ne può parlare a lungo, abbiamo delle idee su questo. L'importante è riuscire a rendere l'Unione Europea un soggetto capace di indirizzare le scelte industriali. La difesa comune, ne abbiamo già parlato, è un altro elemento che rende irreversibile il progetto europeo e ci colloca nel mondo, quindi ci dà una forza supplementare rispetto al convertire tutti i nostri sforzi di coordinamento economico in progresso sociale. E andiamo un po' più sul pathos. Io dico che c'è a un certo punto sulla questione demografica la necessità di immaginare qual è il futuro della nostra popolazione anziana, e probabilmente è un po' anche la mia proposta più visionaria, forse io seguirei il ragionamento di alcuni economisti che iniziano a distinguere l'età anziana in almeno 2 o 3 fasi, e c'è bisogno assolutamente di far sì che ci sia uno strumento antipovertà per la quinta età, per la popolazione più anziana, e sottrarre soprattutto i lavoratori che al gioco delle assicurazioni. Noi con le leggi di austerity abbiamo consegnato al mercato privato la soddisfazione di tanti bisogni, incluso il bisogno di reddito pensionistico, e tutto questo genera delle fasce di vulnerabilità molto forti, e lì bisogna trovare il modo di regolamentare tutto questo, di mettere il pubblico al centro e pensare a uno strumento che vada a proteggere quella parte di popolazione, peraltro il rapporto demografico è anche più favorevole, perché inizia a ricomporsi un rapporto tra chi lavora e chi deve essere protetto. Ci sono altre 2 proposte, poi mi fermo, comunque, che secondo me sono fondamentali. Nella misura in cui i progetti diventano transnazionali, l'industria è transnazionale, iniziamo a ragionare per l'autonomia strategica e più sovranità a livello europeo, che cos'è che ci manca? Ci manca la contrattazione transnazionale. Noi come sindacato ancora viviamo nel tabù, per questo prima dicevo farò forse un'autocritica. Noi ancora viviamo nel tabù dell'esercitare la contrattazione sui livelli transnazionali, e questo ci mette in difficoltà enorme. Io lo sperimento nel mio lavoro, noi non siamo in grado di dare risposte ai progetti transnazionali attraverso un'armonizzazione delle forme di contrattazione su come si produce, si lavora e si distribuisce a livello europeo. Restiamo sempre sull'idea che bisogna difendere i sistemi nazionali. Non concepiamo l'idea che spesso il sistema nazionale te lo valorizzi,
se hai un livello europeo che crea una prima base di uniformità di trattamenti, per parlarci che il nostro sistema di contrattazione è minacciato più che da un intervento dell'Unione Europea, che sono cattivi, brutti, alla Corte di Giustizia brutti e cattiva, è minacciato dal fatto che ad esempio gli spagnoli a un certo punto sono stati obbligati per legge a distruggere il proprio sistema di contrattazione e ridurre del 10% nominalmente il costo del lavoro. E tu fai fatica perché le aziende sono quelle di Spagna. E le abbiamo viste queste cose qui. Ecco, quindi avere la contrattazione transnazionale in questo momento è per me fondamentale. E finalmente, alla fine, la scelta partecipativa. La scelta partecipativa deve essere finale, dobbiamo avere un modo di fare partecipazione a livello europeo, perché ora la partecipazione è un privilegio dei pochi lavoratori che, date le leggi nel proprio paese, ricadono in quegli ambiti economici in cui si fa partecipazione. Partecipazione vuol dire due cose: condividere il potere all'interno dell'impresa e condividere la ricchezza. Quindi c'è un elemento di decisione e un elemento di distribuzione. La CISL su questo è sempre stata molto avanti, perché noi abbiamo sempre visto nell'azionariato questo strumento di al tempo stesso condivisione di potere e condivisione di ricchezza. Considerate che oggi i lavoratori europei pagano 20 anni di esclusione dai titoli finanziari, non bastano i fondi pensione a recuperare, ma non, diciamo il lavoratore oggi rispetto al passato vive solo di reddito, ma non ha nessun accesso agli strumenti finanziari, non ha nessun accesso al capitale, non solo è meno povero, ma decide anche meno. Sulla partecipazione è venuto il momento di uscire dall'azione difensiva, di difesa di quei pochi lavoratori che la fanno per paura che il mercato le strovette, e prendere una decisione finale. E quello, secondo me, il modello francese ci dice tantissimo, perché c'è un mix proprio di strumenti finanziari e regole che consentono ai lavoratori di partecipare, tanto è vero che la Francia in questo momento rappresenta quel paese che cresce di più, con tutti i problemi che ha, perché non è che non ci siano le disuguaglianze, non è che non ci sia la povertà in Francia, però c'è anche un modello di crescita che si combina con una spesa sociale più ampia, con fasce di capacità di intervento e di efficienza anche delle amministrazioni pubbliche, di efficienza sulla lotta alla povertà, e secondo me merita di essere analizzato. Poi niente si copia e si traspone così com'è, però può essere di grande ispirazione. Grazie. Coinvolgiamo un attimo Gaetano, che poi ci deve lasciare. Una domanda proprio sullo smarrimento, no? Prima poi tu citavi i tuoi studenti. Se i tuoi studenti ti chiedessero, non naturalmente per chi votare, ma per che cosa votare, cioè che sogno avere, che progetto avere, quindi che cosa tenere in considerazione? Sarebbe troppo facile dire per il futuro, anche perché non si sa del futuro, però sicuramente per molte delle cose che sono state dette anche adesso da Marco, perché ci sono delle cose ineludibili, che sono la sostenibilità, non intesa come etichetta per fare convegni, per fare altro, ma la sostenibilità del nostro futuro, cioè delle nuove generazioni, e quindi dal green a tutto il resto. Solo pochi di noi, ripeto di nuovo, si erano accorti 10 anni fa, 15 anni fa, che c'era un problema non solo di ambientale, ma dico lavoristico, ma anche un problema di lavori in quel settore. Che quel settore avrebbe potuto portare una nuova fascia, categoria di lavori, e questo è avvenuto. Quindi penserei in futuro nel senso della lungimiranza. Chi mi sta ragionando in termini più di prospettiva? Certo, poi è chiaro che la prospettiva può essere un sogno, però deve essere un sogno che, se ben giustificato, se ben motivato dalle proposte politiche, rimane il fatto che la proposta politica immediata è spesso e volentieri omogenea. Però ecco, forse i nostri giovani si trovano in difficoltà anche da un punto di vista della loro, diciamo, collocazione territoriale, questo fuori di dubbio. Nel senso che se c'è uno che ti dice ma guarda, tu lavori o non lavori, qualcosa ti arriva. E magari già ne stai godendo,
non è che ti scandalizzi, non è che pensi cambio. Se invece vivi in un contesto territoriale, noi abbiamo la fortuna, bene o male, di avere ragazzi che lavorano, che vivono e che poi lavorano abbastanza facilmente, allora lì scatta un meccanismo, secondo me, di rivendicazione di altro della vecchia politica. E credo, così a naso, che questo stia un po' avvenendo. Avviene, secondo me, qui, avviene in altri contesti dove c'è l'economia più frizzante, sicuramente è più difficile che accada dove c'è una sorta di abitudine, consuetudine a che arrivi la mamma Stato e ti risolve il problema. Grazie. Per chiudere io ho 3 curiosità che forse sono dei mini quesiti. Prima Gaetano citava Gorbaciov, la mia curiosità è che segnale ha voluto dare Putin, con quella insomma semifarsa, e questa è una. Poi per chi non ha strumenti, no? Già noi, tu dicevi, insomma, spesso ci facciamo anche abbindolare, insomma, magari non riconosciamo subito le fake news. Per chi non ha strumenti, c'è qualche suggerimento per riconoscere la propaganda e quindi in qualche modo, insomma, mettersi criticamente rispetto a questa? E poi, infine, sulla guerra non lineare, no? Una cosa molto banale, in percentuale quanto importante è la guerra non lineare, una scala da 1 a 100, rispetto alla guerra al fronte. Allora, parto da Gorbaciov. La morte di Gorbaciov in Russia è stata praticamente ignorata. Quando è morto, lui è morto di sera, le televisioni russe non hanno neanche dato l'annuncio. Putin ha dedicato un tributo a Gorbaciov che l'ho cronometrato, è durato 38 secondi. Cioè è entrato nella sala mortuaria, ha guardato la salma, ha fatto un segno di rispetto, posto il mazzo di fiori e se n'è andato. Non era presente ai funerali, era presente Medvedev. Però ecco, una cosa molto importante che mi piace sottolineare è che sui quotidiani sono usciti diversi obituari e interessante, di solito quando una persona se ne va se ne parla nel miglior modo possibile e io credo che invece a lui non sia proprio stato risparmiato nulla, nel senso che sono usciti degli obituari molto più concentrati sugli errori che aveva fatto. Si tratta sicuramente poi di una figura molto complessa, controversa, il Gorbaciov che viviamo noi in Russia, però quello che sto cercando di di trasmettervi è che il Gorbaciov che viviamo noi non è evidentemente il Gorbaciov che hanno vissuto i russi. Io infatti sembra un paradosso, ma quasi si potrebbe dire che Gorbaciov abbia fatto un regalo in proporzione più a noi che a loro, visto che purtroppo loro hanno avuto dopo un'epoca di caos e soprattutto adesso si sono ritrovati Vladimir Putin. E se si sono ritrovati Vladimir Putin, uno dei tanti motivi è che Gorbaciov si scelse il braccio destro sbagliato ai tempi, quindi che era Boris Yeltsin appunto. Però ecco, la cosa però importante da sottolineare è che il giorno del funerale c'è stata una partecipazione popolare totalmente inaspettata. E questo secondo me è molto importante. C'erano diverse rappresentanze diplomatiche per l'Italia, non c'era l'ambasciatore perché non era in sede, c'era l'incaricato d'affari. Tutti gli altri paesi europei hanno mandato l'ambasciatore. Mi piace anche sottolineare che l'ambasciatore americano Sullivan, di nomina trumpiana, ha voluto accompagnare Gorbaciov, cioè non ha solo reso omaggio alla Camera Ardente, ma lo ha accompagnato anche al cimitero. Quindi insomma, grandissima partecipazione della gente, segno che in qualche russo comunque Gorbaciov un segno lo ha lasciato. Secondo gli strumenti che abbiamo, guardate, io devo dire una cosa e spero di non risultare impopolare: il miglior metodo per iniziare a combattere la guerra non lineare è uno, spegnere la televisione, o almeno in fascia serale, o almeno ecco non guardare i talk show.
E il secondo è, in questo paese manca l'educazione digitale. Dobbiamo insegnare soprattutto alle generazioni più giovani. Io ho un nipote di 13 anni, per carità lui legge tantissimo e tutto quanto, però guarda le storie su Instagram. Io credo non abbia neanche mai letto un pezzo in vita sua, ma voglio dire, quello ne ha pienamente diritto, ma nonostante, se una volta l'informazione la faceva il quotidiano, purtroppo, e lo dico da addetta ai lavori, che è molto doloroso ammetterlo, però le tirature dei quotidiani parlano da sole. Avvenire va anche bene, però è un fatto, non ci si informa più sui quotidiani in questo paese, o almeno una parte di società non si informa più sui quotidiani in questo paese. Quindi educazione digitale, capire che grande strumento siano i social e però anche quanti danni possono fare i social. E poi chiaro, non si può essere esperti di tutto, però quello che suggerisco sempre quando parlo con i ragazzi giovani: prendete tempo. Prima di farvi un'opinione su qualcosa, non retweetate, fermatevi, anche se vi sembra una cosa clamorosa, anche se vi sembra una cosa interessante, fermatevi, perché questo mondo moderno è sicuramente un mondo che va sempre più veloce in tutto, nell'informazione, nelle transazioni, nelle comunicazioni, però davanti alle cose importanti bisogna, secondo me, prendersi il proprio tempo e, compatibilmente con la situazione circostante, cercare di fare una valutazione che sia di testa e non di pancia. Quindi quello che posso consigliare io è di leggere il più possibile, di saper però anche selezionare cosa leggere, perché il problema, e lo dico da addetta ai lavori, è che quando entro in libreria ci sono un 50% di libri che sono bellissimi da leggere e io mi leggerei subito, e un 50% che dico: ma perché ha dovuto scrivere un libro su questo argomento? E il problema qual è? È che su Russia, Ucraina, Europa dell'Est, Grecia, Turchia, ok, ci arrivo anche, diciamo, sul mondo anglosassone e tutto quanto, ma su un tema su cui io non so nulla, e quanti ce ne sono di temi sui quali non so nulla, allora lì brancolo nel buio. E allora che cosa conta? Conta il curriculum della persona, conta quanto tempo ha dedicato realmente allo studio di quell'argomento. Io, se mi permetto, parto dal presupposto che non ci siano limiti linguistici, mi permetto di dire che soprattutto sull'informazione di esteri, e lo dico insomma dando un colpo al cuore alla mia categoria, l'informazione di esteri in Italia è fatta davvero male. Cioè, diciamo, ci sono delle firme bravissime, super competenti, ci sono un sacco di colleghi in Ucraina che sono lì e stanno facendo un grandissimo lavoro, e cosa stanno rischiando, però semplicemente non è fatta male perché non siamo capaci, è fatta male perché il giornalismo italiano è un giornalismo essenzialmente politico e di cronaca, è proprio nato così storicamente. Se leggete i libri di Murialdi sulla storia del giornalismo italiano, che sono bellissimi, te lo spiega in maniera chiara. Gli inglesi e i francesi, anche per gli spagnoli a volte, anche per tutta una tradizione non particolarmente positiva di colonialismo, sono più portati a interessarsi all'estero. Io non voglio offendere nessuno, ma quando succede qualcosa di importante all'estero mi sintonizzo subito sulla BBC, non guardo la televisione italiana. E è, secondo me, anche una questione di pigrizia mentale che dovremmo un attimo abbandonare. La nostra è una lingua meravigliosa quanto ha dato al mondo, quindi non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo, però perché non leggersi un contributo anche in un'altra lingua e pensare anche come un'altra lingua, quindi un'altra società, affronta un argomento importante come la guerra in Ucraina? Lo dico perché io chiaramente mi leggo molti quotidiani stranieri tutti i giorni, devo ovviamente dare la precedenza ai quotidiani turchi e russi, e non sempre volentieri, però la stampa inglese non me la faccio mai mancare, nemmeno la stampa americana. È impressionante vedere come la propaganda russa in Gran Bretagna, e vabbè, negli Stati Uniti è evidente, ma in Gran Bretagna abbia fatto davvero poca breccia, e come invece in Italia siamo stati completamente abbindolati dalla versione di Mosca. Io negli ultimi mesi sono ormai praticamente a 7 mesi di vita espropriata a
causa appunto di questa guerra, però mi hanno detto, perché io ripeto non li guardo, che sono stati invitati diversi opinionisti russi ai talk show italiani e io molto semplicemente mi chiedo una cosa, ok, allora, uno, se tu mi inviti una giornalista della televisione del Ministero della Difesa, quella non è una giornalista, è una propagandista di regime. Vuoi non chiamarla propagandista di regime perché non è educato e tutto quanto, è una civil servant, non è una giornalista. E soprattutto, come mi inviti la giornalista del Ministero della Difesa? Perché non mi inviti i giornalisti russi che sono scappati all'estero e che quindi dall'estero hanno un pochino più di libertà di movimento? Dico un pochino di più perché se loro sono all'estero ma la famiglia è in Russia, capite bene, però c'è Novaya Gazeta, lo conoscerete tutti, quotidiano di cui Gorbaciov peraltro era in parte proprietario, l'hanno ricordato in pochi, il cui direttore è il premio Nobel per la pace Dmitry Muratov 2021 ed è un quotidiano che nel giro di pochi anni ha visto morire ammazzati 6 suoi giornalisti, tra cui Anna Politkovskaya, che credo conoscerete tutti quanti, e quindi visto che mi è stato chiesto un consiglio, io credo che i libri migliori sulla Russia di Putin li abbia scritti Anna Politkovskaya e perciò se avete un dubbio su che cosa leggere io ve li consiglierei subito tutti serenamente. Ecco, è dell'altro giorno la notizia che è stata revocata la licenza di pubblicazione a Novaya Gazeta, però Novaya Gazeta in realtà ha uno spin-off adesso che è Novaya Gazeta Europe, solo online e sui social, perché e qui ci si ricollega al fatto che se non ci fossero i social noi non avremmo la voce dei dissidenti russi in questo momento. Io riesco ancora a capire che cosa succede in quel paese perché seguo determinati canali Telegram di persone che sono ancora in Russia, di persone che sono scappate e che ci aggiornano su quello che sta succedendo. Quindi sempre considerare i lati positivi e i lati negativi. Ci sono i ragazzi, il canale in russo, ma loro sono veramente dei leoni, io li ho anche conosciuti a Mosca, Doxa Journal, questi sono ex studenti universitari che avevano un giornalino universitario che però dava fastidio perché loro davano notizie su per esempio il costo della vita che aumentava, i posti in dormitorio sempre meno a disposizione, insomma praticamente Putin ha colpito anche loro, li ha dichiarati agenti stranieri e faceva un po' ridere perché il più giovane credo che adesso abbia 24 anni e quindi insomma cioè, se l'è veramente presa con dei ragazzini. Questi non solo non hanno arretrato di un centimetro, sono attivissimi sui social e fanno proprio un tipo di informazione dedicata ai giovanissimi, quindi usano molto grafici, usano molto immagini, usano molto le storie su Instagram e sono tutte cose alle quali comunque noi ci dobbiamo abituare. Io poi come giornalista, io che su Instagram di storie ne faccio veramente pochissime, però è una cosa che devo imparare a fare perché le nuove generazioni si informeranno anche su quello e io voglio informare le nuove generazioni, voglio cercare di fargli capire a che mondo stiamo andando incontro. Perciò ecco, cercare di selezionare il più possibile sicuramente, prendere il tempo e soprattutto poi tenere d'occhio una fonte di informazione, perché magari io leggo il libro di una persona, mi è piaciuto e penso che quella persona dirà sempre cose giuste. Non è così, sbagliamo tutti, sbagliano anche i grandi giornalisti, e quindi veramente tenere d'occhio e non innamorarsi di una fonte di informazione, cioè non pensare che perché questo l'ha scritto Tizio e Caio, beh allora la verità è rocolato, perché non è mai così, proprio per il fatto che si sbaglia sempre. La terza domanda non me la ricordo, perdonami, sto diventando vecchia. Risposta che percentualmente guarda di fronte. Io penso che le guerre non lineari diventeranno sempre più importanti. Noi siamo già di fatto in un momento di guerra non lineare. Anche la guerra commerciale è un tipo di guerra non lineare. Quindi dobbiamo veramente renderci conto del fatto, lo ha detto molto bene prima Cilento e lo ha detto anche bene prima il professore che è andato via, Zilio Grandi. Siamo in un mondo globale. Siamo in un mondo sempre più interconnesso, non ci possiamo assolutamente permettere di pensare che quello che succede fuori non ci interessa perché non sta succedendo in Italia,
che ci sono parti del mondo più o meno importanti perché gli equilibri geopolitici e gli equilibri di ricchezza dei paesi cambiano di continuo, sul breve, sul medio e sul lungo termine, e soprattutto non ci possiamo permettere, lo dico molto a parere personale, di pensare che quella dell'Ucraina sia una guerra convenzionale regionale, quindi insomma se la decidessero un po' Kiev e Mosca a noi non interessa, perché è l'attacco a un sistema di valori fatto a un paese che aveva intrapreso una sua strada faticosa verso la democrazia, perché comunque anche l'Ucraina ha i suoi bei problemi sicuramente, e che ambisce a entrare in Europa. E per la Russia, che è un paese come l'Ucraina, con il portato storico ed economico e sociale che ha l'Ucraina, ambisse a entrare in Europa, beh, è stato uno schiaffo e soprattutto è stato un segnale di allarme per Mosca, perché lo spazio, vedete, e con questo giuro che smetto di ammorbarvi, quando si studia la storia, noi studiamo le date di nascita e le date di fine dell'impero. In realtà quello che su cui non si riflette mai abbastanza è che c'è una data di fine impero, quindi l'impero romano d'Occidente finisce con Romolo Augusto nel 476 d.C., eccetera. Però c'è tutta una fase di agonia che si studia sui libri di storia e noi stiamo vivendo in questo momento storico, ritengo, la fase finale di agonia dell'ex spazio post-sovietico. Perché l'Ucraina voleva entrare in Europa, perché le repubbliche baltiche fanno già parte della nostra famiglia da un pezzo, e a chi critica la decisione di averle fatte entrare in Europa e nella NATO, pensate a quanti milioni di persone abbiamo dato la sicurezza che non possono essere attaccati, e se aveste ancora dei dubbi a riguardo, guardate che cosa hanno fatto Svezia e Finlandia appena è scoppiata la guerra in Ucraina. Perché Putin sta perdendo anche l'Asia centrale, non se ne parla mai abbastanza perché è lontana, in realtà sono territori importantissimi per le risorse che hanno e dove si trovano, ma in Asia centrale c'è una guerra tra bande tra Russia, Cina e Turchia per influire sempre di più in Asia centrale. E voi direte, ma a me cosa ce ne frega del Kazakistan? Andatelo a dire a Lenin. Cosa ce ne importa del Kazakistan o ai tanti imprenditori italiani che sono lì. Quindi veramente sembra un mondo dove, con buona pace di chi predica il sovranismo e tutto quanto, in realtà è un mondo sempre più globale e soprattutto, e qui la chiudo per davvero, chi si è fatto portavoce al fiere del sovranismo rischia di metterci nelle mani di un paese che si ritiene sovrano, perché in Russia la parola sovranità è una parola sacra, e che però vuole molto spesso farsi gli affari delle sovranità altrui. Grazie. Alla Presidente. Prendo la parola, anche se appunto insomma questa mattinata è stata intensa con riflessioni molto molto importanti, ma proprio perché, come è stato ricordato, l'assist internazionale ci viene in qualche modo precluso e quindi prendere cognizione delle complessità che oggi abbiamo in questo contesto insomma, è importante. Mi auguro e spero che oltre ad aver arricchito le vostre conoscenze abbia anche arricchito le vostre curiosità. Quindi invito appunto chi ha delle domande da fare o a Marta o a Marco di cominciare a prenotarsi, perché l'idea è quella di raccogliere appunto un po' di interventi prima di dare la parola a loro per eventualmente rispondere. Quindi cominciate a prenotarvi. Cominciamo con Francesco Orro, il segretario generale della Città del Veneto. Sì, vi chiedo per le questioni legate alle riprese di venire qui, vi do il microfono. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Ringrazio anch'io la segreteria, Gianfranco, per questa opportunità, perché ritengo che sia stata una mattinata molto molto interessante.
Due domande velocissime proprio per non rubare tempo. Comincio con la dottoressa Ottaviani e parto dalle sanzioni alla Russia. Premesso che tutti quanti noi abbiamo capito che siamo in guerra, come Italia, non è una guerra partecipata, ma senz'altro siamo in guerra per quanto riguarda quel che sono i sacrifici, quel che sono le ripercussioni e quant'altro. Siamo partiti con le sanzioni alla Russia. Si va avanti, molto di quella che lei definiva la guerra non lineare ci stanno spiegando che non servono a nulla, eccetera, e invece sembrerebbe che stiano funzionando molto bene. La domanda che le faccio appunto è questa: a che punto siamo, quanto stanno funzionando e quanto può andare avanti la Russia se continuiamo a mantenere le sanzioni? Non vedo Cilento. Prendi nota, grazie. La domanda che volevo fare a lui era, parlando di Europa, il tema della solidarietà. La solidarietà tra stati, perché noi continuiamo a parlare di Europa, che dobbiamo aiutarci, eccetera, però faccio un esempio per far capire il tema della solidarietà, quando ad esempio parliamo del nucleare, e quindi ad esempio di costi energetici, ci spiegano che i costi energetici per le nostre aziende costano X, mentre per le aziende francesi costano molto meno perché loro hanno le centrali nucleari. Ma se siamo in Europa e facciamo un discorso di solidarietà, dovremmo anche dire come ci aiutiamo anche a superare questi momenti. E quindi la domanda che volevo fare appunto è: a che punto è questa riflessione sulla solidarietà europea? Grazie. Grazie Francesco, do la parola a Raffaele Consiglio, poi si prepara Massimiliano Paglini, qualcun altro che ha piacere di fare qualche domanda, colga pure l'occasione, che abbiamo un po' di spazio e un po' di tempo. Grazie. Grazie Cinzia, saluto tutti. Due cose molto semplici, in realtà io ci infilo una domanda anche per Ignazio. Perché così faccio. Una cosa, mi rattrista particolarmente pensare all'informazione come terreno di guerra. Mi rattrista particolarmente da un punto di vista sociale e culturale e mi fa paura, perché se è vero che i social sono diventano strumenti di guerra lineare, e guardate che li abbiamo già sperimentati. Io nei meccanici l'ho sperimentato in passato, non di una guerra organizzata come quello che sta facendo la Russia, ma sull'accordo Mirafiori, dove si è detto di tutto e le stupidaggini più grandi che ho mai sentito io insieme ai miei colleghi. Ma se l'informazione e la comunicazione, ma l'informazione diventa strumento, terreno di guerra, sarà arso, distrutto, raso al suolo e rischia di essere desertico. Allora, come combattere questa cosa? Questa è la prima cosa. Mi terrorizza questa visione che credo vera, assolutamente, che sperimentiamo vera. Mi terrorizza perché tocca cultura e coscienza a cui noi apparteniamo, in cui noi viviamo e vivono i nostri figli. Questa è la prima cosa. Se è vero che noi siamo cresciuti grazie all'informazione, grazie alla cultura, accidenti, ecco. E la seconda cosa invece, la giro un po' più Ignazio, io sono veramente straconvinto per indole, per cultura e perché sono della CISL di quello che dice Gianfranco. Il nostro compito è un po' quello di essere comunità educante, cioè di porci in maniera con un approccio pedagogico a società, lavoratori, posti di lavoro e tessuto politico. Credo che questo debba essere il nostro compito, ma allora bisogna che su questo tema bisogna interrogarsi, perché io, adesso lo dico tanto il congresso l'ho appena fatto, guardate, vedo troppo poco direttivi e assemblee centrate su temi di valore e di contenuto importanti che possano trasmettere, anche i nostri direttivi, anche i nostri consigli generali, che come questo possano trasmettere valori e disegnare percorsi e quadri di contenuto dell'organizzazione in cui noi ci esponiamo, e sento troppo poco e litighiamo forse troppo poco su temi che non sono prettamente organizzativi. Ecco, qui è poco da dire, c'è pochi appelli da fare, c'è una cosa importante da dire. Mi sto chiedendo, Ignazio, se allora come gruppo dirigente non dobbiamo mettere al centro della nostra capacità di selezione non soltanto
e non le utili e necessarie competenze organizzative, ma anche quelle che riguardano questi pezzi importanti che sono pezzi di futuro della società. Grazie. Grazie Raffaele. Massimiliano Collini, segretario della CP1 Treviso. Ringrazio anch'io, saluto tutti, ringrazio anch'io per i contributi stamattina, perché credo che avere un'informazione così puntuale rispetto a quella che è la situazione economica e sociale globale solo in queste occasioni, queste opportunità siano utili, siano importanti. Ho vissuto alti e bassi questa mattina tra la consapevolezza di quello che è il nostro ruolo, la nostra responsabilità di dirigenti educativi, non so come dire, e l'angoscia di quello che stiamo vivendo come contesto nazionale e globale. Io vedo in corso un abbraccio mortale tra alcuni revanscisti, un gruppo, spero ridotto, un minuto di revanscisti nostalgici all'Arizzo, per capirci, che festeggia la morte di Gorbaciov. Quindi quel gruppo che in qualche modo accarezza anche una parte politica e una parte sindacale e che vuole il ritorno dell'articolo 18, tutto quello che poi è stato detto questa mattina, quindi vedo questo abbraccio mortale con le dinamiche geopolitiche globali. E l'angoscia è il ritardo che stiamo vivendo come paese rispetto alla alfabetizzazione digitale, al sistema educativo in generale, ma poi a tutto il tema della modernità, della modernizzazione del paese. E su questo una domanda a Occidente in particolare è come riusciamo a regolare il livello sovranazionale, non solo attraverso una contrattazione transnazionale, ma se l'Europa non evolve nel senso non si trasforma in un soggetto politico, istituzionale, globale, noi possiamo dirci tutte le cose che ci stiamo dicendo e le analisi che stiamo facendo da mo', ma non vedo una prospettiva, non vediamo una prospettiva. Quindi come è che l'Europa, i paesi europei, dentro c'è Orban, c'è la Polonia che prima che stava costruendo i muri sulla Bielorussia, con il confine con la Bielorussia. E adesso, siccome c'è l'Ucraina e hanno molti polacchi o fratelli, hanno cambiato strategia. Cioè, il tema dell'Europa, del peso dell'Europa strategico all'interno dello scenario globale è fondamentale, anche alla luce di quello che è stato detto. Sapevamo della Cina e dei grandi competitor, dei grandi paesi che si muovono sullo scacchiere internazionale. E su questo, come CISL, quindi qua mi interrogo, è come riusciamo a essere soggetto educante, educativo, perché il rischio è che parliamo sempre a noi stessi. Non parliamo a una fascia di popolazione, di cittadinanza, di elettorato, che è poi quella che determina o determinerà le sorti del paese. Grazie. Grazie Massimiliano. Mario Siviero ha chiesto la parola e poi si prepara Samuele Scalazzini. Se c'è qualcun altro. Ciao, non ti parlo di pensioni oggi. No, io è una riflessione e una domanda da presentare proprio anche a te, Ignazio, dopo dovrai fare le conclusioni. È che questa mattina, da parte di tutti e tre gli oratori, il ruolo dell'Europa io non l'ho visto, tra virgolette. Abbiamo un'Europa, come diceva Gianfranco nella sua relazione iniziale, che su alcune cose è velocissima a decidere, sul piano politico e altro è lentissima e non trova soluzioni, che non è solo il problema legato se tutti i 27 Paesi membri devono essere d'accordo, perché il problema è anche su chi idea, perché in qualche misura oggi ci manca un leader europeo che faccia questa cosa.
Cioè, pensiamo anche alla guerra in Ucraina, come ci siamo mossi a livello europeo, pensiamo a Macron e altri come si sono mossi individualmente dentro a questo. No, credo, per quella la domanda, cioè come riusciamo, tu dietro in questo caso, no? Riuscire a fare un'identità europea dentro a questo? Perché se il futuro, come diceva Marta, rispetto a quello che sarà l'Africa, dov'è l'Europa? Cioè siamo solo nei confronti dell'Africa, io lo ammetto così in modo anche polemico, perché l'altro giorno qui eravamo come FNP a parlare del sviluppo demografico, quello che sarà il futuro, ma quando parliamo del sociosanitario stiamo individuando, c'era l'oratore che diceva, bella cosa che abbiamo fatto, quella di portare i medici che ci arriveranno da Cuba, senza considerare che andiamo a impoverire un paese già povero rispetto a questo. Cioè siamo disposti, piuttosto di investire su di noi, a impoverire i paesi poveri, e Sudafrica stiamo facendo la stessa identica cosa. E non siamo lì in politica estera, come diceva Sant'Africa. La domanda è questa, su come si può muovere l'Europa rispetto al fatto di diventare identità nel scacchiere mondiale rispetto a questo, che oggi non è. Questa è la cosa. Grazie Mario. Samuel Strazzini, si prepara Giampaolo Velini. Grazie, allora, grazie della giornata, perché è molto importante anche questo dibattito che dà delle questioni anche politiche attuali per avere delle idee di cui di certo la TV, il dibattito elettorale che c'è non ci sono, e quindi serve anche per formarci anche noi una coscienza, si diceva insomma anche il nostro ruolo anche formativo che dobbiamo avere, il ruolo sociale. Allora intanto volevo fare una domanda a Marta, ma in realtà visto che si parlava molto giornalisti, pseudo-giornalisti, persone che non sono giornalisti, ma non voglio dire a livello europeo, a livello mondiale, visto che qua ad esempio in Italia ci sono ordini di tutti i tipi, degli ingegneri, degli architetti, dei giornalisti, anche qua allora le televisioni piuttosto che altri, cioè nel senso uno si può spacciare per giornalista a livello mondiale e quindi per questo invitano delle persone e dicono sono giornalisti quando in realtà non lo sono. Quindi è proprio, non voglio dire, per fare anche una cernita, una scelta su chi realmente, non dico può parlare, figuriamoci, perché non sono un censore assolutamente, però proprio anche perché sennò uno si vende per quello che non è, quindi ci sta, ecco, quindi era così una curiosità che andava oltre. E poi in realtà ecco appunto era anche il ruolo magari che può avere comunque, in realtà questo è per il tavolo, perché comunque è vero l'Europa, a prescindere come soggetto diciamo politico, che o realmente facciamo anche un'Europa sociale, perché se no un'Europa economica abbiamo visto che comunque non ci può dare tutte le soluzioni, però quanto può essere sì performante anche all'interno magari dei suoi stessi paesi, perché comunque se l'Europa dà qualche legge è da recepire e quello ci sta, ma qualche indicazione paradossalmente poi gli stati potrebbero anche non dire non recepirla, ma magari cambiare completamente l'idea. La questione è un esempio sul salario minimo, l'Europa dà un'idea sulla questione della contrattazione, alcuni in Italia per una questione magari ideologica, una questione di comodo, dicono lo facciamo invece per legge paradossalmente, quindi va anche, non dico contro quello che pensava l'Europa, però anche qua secondo me, nel senso fatti chiari, amicizia lunga su certe cose, perché se no c'è il rischio paradossalmente anche di perdere tanto tempo su dibattiti inutili e il mondo va avanti e noi rimaniamo ancora a idee ancora vecchie. Ecco, quindi era da capire realmente magari un ruolo anche dell'intermediazione, anche per essere realmente funzionali, però questo secondo me riguarda anche una mancanza però totale della politica, quindi lo si vede a cominciare anche dalla legge elettorale e quant'altro, insomma. E quindi però ecco come si potrebbe anche dare un'ulteriore mano per migliorare il tutto. Grazie.
Grazie Samuel, la parola a Gianpaolo, scusami. Che ho anche cambiato il nome tra Piero e Paolo. E Ghini. Siedo ma sono veloce, non preoccupatevi che intanto ringrazio anche dell'opportunità di fare dei ragionamenti, delle analisi molto che ci aiutano ogni giorno nella nostra quotidianità, perciò ringrazio proprio di questa opportunità. Io parto da un'immagine shock che ho ancora e che ho visto da tempo, quello di Kabul, quando gli aerei americani partivano e tutti si aggrappavano, giornalisti, donne, soprattutto donne, che scappavano a quel momento. Perciò mi rifaccio da queste immagini che sono partite un anno fa. Noi siamo proprio iperconnessi, iperveloci, e ci dimentichiamo sempre, abbiamo la velocità della dimenticanza di quello che succede un po' prima. Quando partono l'abbandono del territorio da parte degli americani dell'Afghanistan è stato devastante. Quanto la Russia ha inciso questo? Non è una domanda, ma può essere una riflessione, perché me lo sto chiedendo e quanto la Cina ha lavorato su quel scenario, chiamiamolo così, anche orientale, che noi dobbiamo anche avere di riferimento per quello che si succede oggi. E quanto lascia anche l'Europa da quel punto di vista. Perciò lì abbiamo tutta una corresponsabilità, una connessione di responsabilità. Lascio passare la parola, mi permetto. Ecco, per questo proprio momento difficile che abbiamo vissuto. Per non parlare poi, io la chiamo la recessione e la disoccupazione che abbiamo oggi anche e che stiamo vivendo oggi da questo punto di vista in Europa. Cioè, lo scenario che abbiamo davanti è questo. Vediamo ieri il rialzo dei tassi BCE, non può fare altro. La BCE dice vabbè, sulle bollette, lasciatemi passare quello che dico, sull'aumento del gas arrangiatevi. Abbiamo il veto del nord Europa che ci dice no, non si tocca, aspettiamo più avanti e ragioniamo da ottobre in poi. Questo è lo scenario che abbiamo davanti con l'Europa? Non dico altro, nel senso che ci siamo impaltanati lì, siamo fermi lì. Io dico, povera Europa, cioè ci guardiamo, no? Adesso il ragionamento che possiamo fare in casa nostra da Cislini, che strumenti possiamo darci per avere una chiave di lettura anche da questo punto di vista. Io vedo un'Europa un po' in questo momento, e da quello che, parlando anche con tra di noi, dirigenti sindacali, iscritti, ma tutti i giorni, posso dire, faccio una battuta, anche al bar tra amici alla sera, si vede un'Europa sempre più disunita, un'Europa che non sa, che sta brancolando nel buio. Questa è una visione che si ha. Faccio invece di dare certezze e qualità. Siamo stati veloci nel Covid, abbiamo fatto dei piani strategici importanti per dare delle risorse agli stati che ne avevano di bisogno. Oggi invece, su questa situazione che parte ancora da più di lontano, di una strategia politica, vediamo un'Europa che di strategia politica ne ha avuto poco. Poi, un'altra riflessione che faccio e chiudo qua, è quella della vicenda di Theo Brand, quella visita americana della Pelosi, tanto per dire. Anche lì, sono atlantista, non vado, però la lettura delle cose che succedono dobbiamo anche analizzarle e parlarci chiaro tra di noi, in casa nostra. Cosa è servito quella forzatura? A far arrabbiare i cinesi, spinti dai russi? Questa dinamica cosa ci può portare? Sappiamo che altre delegazioni del Senato americano stanno andando in America, ce n'è dato una qualche giorno fa, qualche settimana fa. Cosa servono tutti questi movimenti? Io non posso chiamarli di provocazione o altro, ma che chiave di lettura possiamo avere su queste cose che succedono? Grazie per Grazie a te Gianpaolo. Do la parola a Franco Marcuzzo, segretario dei pensionati, per un Treviso. Beh, intanto grazie per i contributi di questa mattina che
insomma, interessanti e anche approfonditi rispetto alle tematiche e al momento in cui stiamo vivendo, quindi è bene avere anche un po' di chiarezza e anche un po' di orizzonti un po' più aperti rispetto alle cose. Io volevo fare solo due o tre appunti, nel senso che io credo che organizzazioni come la nostra, se non fanno analisi, credo sia il sale del nostro modo di fare, quindi fare analisi ci aiuta a scegliere e a posizionarci bene. Però bisogna anche stare attenti che di troppa analisi si rischia anche di morire, nel senso che se l'analisi non è conseguente con atti pratici subito dopo, rischiamo solo di chiacchierarci addosso e non fare. E allora, due o tre cose. La prima riguarda l'Africa. Adesso ce ne accorgiamo dell'Africa, di quanto conta l'Africa, ma la Cina e la Russia in Africa sono almeno da 20 anni che ci stiano lavorando. Vi racconto un aneddoto di circa 10 anni fa, cioè a Treviso io mi occupavo di immigrazione, quindi insieme ad altre associazioni, c'era un'associazione che è ICARE, con cui abbiamo anche collaborato, anni la sera, per chi se lo ricorda, insomma, in Africa hanno portato giù qualcosa come un centinaio di autobus usati, li recuperavano, li mettevano a posto, li portavano giù in Africa e nel Ghana avevano quasi di fatto creato una rete di trasporti interni poi circa 10 anni fa, in un periodo avevano qualche difficoltà di comunicazione, partono, vanno giù e si accorgono che dei propri autobus in giro non ce n'era neanche uno e vedevano tutti autobus nuovi e sentono un po' gli interlocutori che abbiamo, li hanno portati su una piana dove c'erano centinaia e centinaia di autobus usati, parcheggiati, tutti loro insieme, e c'erano tutti autobus cinesi che giravano dappertutto, 10 anni fa. Quindi quando ci sono azioni di questo tipo, oggi ci poniamo il problema qual è il rapporto con l'Africa. Credo sia anche un po' tardino nel porcelo, perché su quello l'Africa è un po' la zona in cui tutte le materie prime girano, quindi capita di tutto in Africa e quindi siamo stati fuori. L'Europa è stata fuori, l'Italia è stata fuori, abbiamo perso tratti non da poco. Gli altri aspetti è rispetto a tutte le tematiche della guerra, e noi giustamente ci informiamo e ci preoccupiamo rispetto a questo, però questa guerra ha anche enfatizzato una serie di problematiche a cui non so se siamo adeguati come risposte. La prima riguarda tutte le problematiche che ci stanno creando sul versante energetico. Il problema del gas non è un problema della guerra, è cominciato già da prima e non sono russi quelli di Amsterdam che decidono il prezzo del gas, ma sono nostrani e che della guerra ne hanno anche approfittato. Quindi Putin su questo non ha meriti, i meriti sono tutti nostri, cioè no, meriti per modo di dire, insomma. Oggi paghiamo prezzi perché il nostro sistema di mercato non funziona ed è stato enfatizzato dalla guerra. La guerra ha avuto il merito di... Oggi ci sono meccanismi di speculazione enormi fatti da nostrani scaricati sulle persone per cui la guerra diventa l'alibi. Allora il ruolo dell'Europa e dell'Italia rispetto a questo sarebbe importante capirlo, perché nel gas noi abbiamo le scorte ma abbiamo l'obbligo anche della solidarietà con l'Europa. Però come si ricordava prima ci sono paesi europei che hanno surplus di produzione a basso costo dell'energia elettrica e non ci fanno sconti. E per noi queste cose vuol dire riscaldamento, vuol dire, e come i prezzi che sono andati, io rappresento una categoria per cui ci sarà qualcuno che chiuderà i termosifoni, perché o paga l'energia o non mangia. E ad oggi su questo non siamo in grado di dare risposte. Anzi, ci chiediamo di fare qualche risparmio. Ma credo che un'organizzazione del peso come la nostra dovrebbe più preoccuparsi di come fare a scardinare quei meccanismi che creano speculazione, piuttosto che dover pensare alle emergenze attuali, che va bene che sia così, come ragionare, come fare a risparmiare, cioè, forse poteva essere fatto anche prima, ma non credo sia la risposta più adeguata. Quindi fare analisi su quello che sta succedendo e non mettere in piedi i meccanismi che correggano queste strutture è un po' grave. Cioè i prezzi del gas in Europa erano cominciati prima e noi non siamo in grado di controllarli, eppure è uno Stato europeo. È una posizione europea per cui c'è una difesa di un privilegio nel discorso di determinare alcune cose di cui stiamo pagando prezzo e di cui oggi non credo siamo ancora adeguati come risposta. Perché ho l'impressione che stia bollendo in giro una tensione e stia venendo avanti un'aspettativa che credo avremo grosse difficoltà nel dare risposte e nel governare. Grazie. Grazie.
Gianfranco e la parola a Giulio Fortuni, pensionati Padova Rovigo. Abbiamo ancora un po' di spazio per qualche domanda. Mi ha rubato un po' il tema, ma lo voglio solo come dire, calcare, perché abbiamo un trave nell'occhio sinistro e anche uno nell'occhio destro, che è la incapacità di dare risposte sindacali efficaci, almeno in direzione di marcia, ai nostri soci tutelati, pensionati, sono della Federazione dei Pensionati, e credo qualche difficoltà ce l'ha anche chi può fare la contrattazione, che sono gli attivi. E io credo che la risposta che si sta dando per far fronte al problema energetico, rastrellando le risorse degli extraprofitti delle aziende che si traducono anche in tasse, a parte che è quasi fallita, perché di una decina di miliardi che dovevano portare a casa, ne hanno portati a casa 1 e 9 se li sono tenuti in tasca le multinazionali. Dovremmo avere anche il coraggio di dire che il sistema in cui noi viviamo, che è un sistema che difendiamo, compete con gli stati citati qua, Russia, Cina, che sono a capitalismo di Stato, con fondi sovrani capaci di intervenire in qualsiasi branca dell'economia e che vanno a competere con quello che è il nostro sistema, che però è fatto di multinazionali, mentre là avrebbero anche la possibilità di tutelare, magari non lo fanno la popolazione, quantomeno tutelano l'economia di Stato. Qua le multinazionali molto probabilmente si preoccupano ben poco, visto che tutte quelle che sparano energia nelle nostre case sono multinazionali, tranne i rivenditori poverini che insomma in qualche maniera qualche accordo lo facciamo. Io credo che un sindacato europeo avrebbe compito, e naturalmente anche quello italiano che fa parte di quello europeo a pieno titolo, di arginare, di trovare delle mediazioni, di avere la capacità di interloquire, perché se l'interlocuzione si ferma a quello che ha detto Landini, che dobbiamo rastrellare il 100% dei profitti delle energetiche e anche delle grandi multinazionali, altre in Italia, per far fronte alle crisi, magari lui ha buttato lì una bomba atomica, noi altri non abbiamo neanche messo un stuzzicadente nell'occhio a qualcuno che magari potrebbe fare qualcosa, tipo l'ENI, che è una multinazionale a partecipazione statale, la quale alle pompe di benzina ha il prezzo più alto di tutti. Allora c'è qualche contraddizione. Io vorrei che qualche contraddizione di questa andassimo a cogliere. Ecco, io non volevo aggiungere molto di più, però sappiate che è molto difficile dare delle risposte e il rischio è che la propaganda elettorale con come dire, pensiero debole che cammina fra le persone abbia il sopravvento a tutti i buoni propositi che noi abbiamo, anche perché chi ha scritto i programmi elettorali è stato furbo perfino sulla forma. Guardate il programma di Fratelli d'Italia, è semplice e leggibile, guardate il programma del PD, è semplicemente illeggibile. Grazie. Grazie Giulio. E ho finito gli interventi programmati, però terrei ancora aperto se qualche, soprattutto giovani e donne che mancano all'appello e hanno qualche domanda. Insomma, siamo su un contesto ufficiale, ma anche nella libertà, e con la libertà, ecco già la prima volontaria, prego, che, insomma, che ci aiutano anche appunto a chiarirci tutti quei dubbi che... Prego. Che in questo momento appunto insomma ci stanno alimentando i nostri pensieri. L'amica dei bancari? Rosaria. Ciao a tutti
Buonanotte a tutti. In realtà io faccio solo semplicemente una domanda, che è una mia constatazione, non da donna e nemmeno da, come dire, da giovane. E stiamo parlando, qui abbiamo elezioni politiche 2022. Ci stiamo interrogando molto sull'Europa, sulla guerra non lineare, su grandi temi. Però io voglio rimanere in Italia a questo momento critico, a questo momento che a quanto pare ci mette in serio rischio la democrazia, la nostra democrazia, la nostra libertà, e io mi interrogo su un partito che oggi non è stato citato, che è quello di quelli che non vanno a votare da tempo. E si parla di programmi, di elezioni, però noi come sindacato, visto che dobbiamo essere un sindacato che educa, dovremmo anche cercare, secondo il mio punto di vista, di attirare questo partito dei non elettori. E quindi chiedo soprattutto a Marta, io mi permetto di chiamarla per nome, visto che lei è una storica, una studiosa, di darci degli spunti per poter attirare i giovani e chi non va a votare più da tempo. Grazie Rosaria. Qualcun altro ha qualche altra domanda da fare? Possiamo allora intanto chiudere questa parte, poi avremo più tempo da lasciare ai nostri ospiti per dare le risposte, perché mi sembra insomma che siano state ben articolate e che danno insomma anche qua spunto di rimettere in fila i ragionamenti fatti stamattina, per cui per educazione diamo la parola prima a Marta per dare intanto fare le sue considerazioni più che risposte, perché appunto insomma credo che una risposta unica e facile oggi non c'è, ci sono molte considerazioni da mettere nel piatto in un momento appunto dove le fragilità ogni giorno si intersecano, perché insomma non per ultimo io credo, e mi permetto da Presidente insomma di fare anche queste ultime due considerazioni appunto per quanto riguarda l'assetto internazionale, per cui l'impatto che ha anche quello che stava succedendo in questi giorni su Taiwan, la funzionaria cinese che sta aizzando il suo popolo contro questa intrusione dell'Occidente e quindi giustificando o svilendo il fatto che noi stiamo attaccando la Russia e dicendo che sta facendo anche lei appunto un oltraggio, no? E quanta influenza può avere contro questo Occidente, insomma, che dal 2001 sicuramente non vive più sotto una pura luce di un'immagine legata alla modernità, ai diritti democratici e anche all'opportunità di miglioramento economico, visto che, come abbiamo detto, negli ultimi 20 anni anche gli immigrati che sono arrivati in Europa mediamente insomma, sono rimasti in una soglia di situazione vicina alla povertà, per cui anche la loro storia non ci può portare una considerazione di valore aggiunto rispetto alle opportunità che una volta dava l'Europa. E al contrario, anche sullo scacchiere internazionale, appunto, siccome è da 20 anni, anche prima, insomma negli ultimi 20 anni, questa composizione anomala per cui Cina e Russia che si mettono appunto a tentare di trovare accordi con i singoli stati africani, nel momento in cui noi eravamo limitati da un odio forse nato verso il mondo musulmano che fa parte dell'Africa del Nord, per cui questo odio non ci permetteva neanche di andare oltre. Questi stati erano là, hanno degli accordi commerciali con tutti i paesi africani, e se questa alleanza in prospettiva può essere un loro punto di forza, oppure, siccome li conosciamo comunque come stati
che notoriamente insomma, non vengono da momenti di accordi storici, se anche quello può essere un momento di rottura quando dovranno decidere come in qualche modo relazionarsi o spartirsi ulteriormente quel territorio. E lo dico perché ero rimasta impressionata in un contesto dove ho visto la cartina russio-centrica. Oggi noi studiamo la geografia sulla cartina Europa-centrica e ci dà questa immagine grande, immensa dell'Europa con la Russia e l'America più o meno a fianco. Vedendo la cartina russio-centrica, l'Europa sparisce, nel senso che è piccola rispetto al resto del mondo, però si capisce velocemente il taglio dei poteri tra Cina e Russia, qualora volessero insomma in quell'asse dividersi un po' lo scacchiere delle politiche internazionali. Ultima cosa, ricordiamolo, i nostri giovani, ma anche questa è una domanda per voi. Allora, i nati, che voteranno per la prima volta quest'anno, nati nel 2000, sono nati con appunto già la rottura dell'Occidente con il mondo del Medio Oriente, con Berlusconi al governo che ogni giorno si inventava qualcosa, però ha dato una stabilità di un decennio che per un ragazzo di 18 anni vuol dire tutta la sua vita e quasi adolescenza. E poi una situazione politica ovviamente che li ha solo confusi, perché inevitabilmente in questo decennio insomma, i partiti non hanno dato dimostrazione di stabilità e quindi da campagna elettorale a campagna elettorale si sono sentiti raccontare tante di quelle frottole che poi per loro appunto venivano contraddette dalla realtà dei fatti, perché le situazioni di crisi e di difficoltà rispetto alle aspettative che ovviamente ogni volta vengono messe in campo sono tante. Anche qua che impatto avrà quello dei giovani al voto, perché è ovvio che loro vivono in un mondo dove non hanno conosciuto il valore del partito, ma comunque insomma anche per loro il valore della democrazia è abbastanza labile, perché non sanno cosa vuol dire non averla. Vi ringrazio e vi do pertanto la parola, Marta e poi Marta. Allora, dunque io ho segnato tipo sette domande, cercherò di fare un discorso il più organico possibile. Allora, sanzioni, quanto si può andare avanti, quanto può andare avanti la Russia. Gli economisti con cui io parlo ormai da mesi mi dicono che per la Russia la parte brutta arriva adesso, cioè da settembre a dicembre sarà proprio il trimestre in cui i russi inizieranno a vedere degli effetti ancora più forti delle sanzioni sulla loro economia nazionale che con buona pace di Putin, che al forum economico d'Oriente ha detto che l'economia russa si contrarrà solo del 2,5% del PIL, a parte il fatto che una contrazione del 2,5% non è per niente poco. Però le stime invece di Fondo Monetario Internazionale e anche del Ministero dello Sviluppo russo dicono 6, che è decisamente più di 2,5 e comincia a essere una percentuale piuttosto preoccupante. Ma quello, secondo me, su cui non si riflette mai abbastanza sono gli effetti di lungo termine che avranno queste sanzioni. La Russia ci si concentra, secondo me, sempre troppo poco sulla perdita economica del paese. La Russia sta perdendo una miniera di know-how che veramente può essere quantificata in milioni di euro. Uno, perché stanno andando via le menti migliori del paese, chi può scappa. Due, perché non entra più nessuno. Le università, chi è nel mondo accademico, ha a che fare col mondo accademico, lo sa meglio di me, vivono anche dello scambio, degli stimoli che gli vengono dalle reti di atenei stranieri e tutto questo. La Russia è tagliata fuori da tutto questo. Poi anche sull'economia russa, che è un argomento molto complesso, non vi tedio sicuramente in questo momento, un giorno andrebbe fatto un bel ragionamento su che cosa sia l'economia russa, e qui mi aggancio al settimo punto, anzi ottavo, di Cinzia. È vero, è molto comico, perché se voi andate in Russia giustamente vedete il mappamondo, cartina primo piano Russia, poi tutto il resto del mondo. Se andate in Cina, giustamente vedete Cina e poi tutto il resto del mondo. Però bisogna anche vedere gli effetti, quanto pesano questi paesi.
e il peso non è solo di produzione economica, e la Russia, mi dispiace, ma ha praticamente solo il gas e qualcosa dell'agricoltura, ma per il resto non ha ricerca. E poi la cosa interessante, non riceverà più stimoli dall'esterno, ma poi la cosa più interessante, di cui ho parlato con tanti militari in questi mesi, è possibile che la Russia piazzi le sue commesse all'estero, ma di suo produca dei mezzi militari che, lo stanno dicendo, i risultati in Ucraina non danno, come dire, gli effetti sperati, per usare un eufemismo? E qui c'è un problema evidentemente di know-how all'interno del paese, cioè loro sono dei bravissimi progettisti militari, sono eccezionali, ma non sanno poi costruire le cose all'interno del loro paese, se non le sanno costruire perché ovviamente, probabilmente gli mancano gli strumenti pratici per farlo. E adesso che non gli arrivano neanche più i pezzi di ricambio per le automobili e gli aerei, ma io li voglio vedere. In agosto ho scritto un articolo su Avvenire, è ripreso il fenomeno delle navette di epoca sovietica, quindi praticamente c'è la gente che compra le cose sostanzialmente di contrabbando, paga la stecca, scusate l'espressione poco fine, alla dogana e fa entrare poi determinati prodotti nel paese. Questo è uno dei metodi. Ma la cosa interessante è che quando sono andata a vedere che cosa comprassero in concreto, comprano i pezzi di ricambio per le macchine. Perché? Perché se gli si rompe la batteria della macchina o una qualsiasi altra parte di quella macchina che magari si sono comprati da poco, questi non la possono sostituire. È veramente un paese, hanno un bel dire, prenderemo tutto dall'India e dalla Cina, sì, però dipende anche dalla qualità che poi ti prendi in casa. Io voglio vedere un oligarca che si era comprato la Bentley e che adesso ha il negozio di macchine extra lusso cinese, questa cosa come la prende. Posto che, devo darvi una notizia, gli oligarchi e chi veramente contava in Russia al momento dello scoppio della guerra era già all'estero, perché i russi veramente ricchi in Russia d'inverno non ci stanno, preferiscono stare a Cipro, preferiscono stare a Londra, a Parigi, ovunque abbiano in Italia, quanti ce ne abbiamo sul nostro territorio nazionale, quindi finché non gli hanno sequestrato le proprietà, il 24 febbraio questi erano molto serenamente all'estero, cosa che fanno tutti gli anni. Quindi devo dire che sì, chiaramente ci dobbiamo porre un obiettivo, noi in che modo ci poniamo di fronte al mondo di domani, e sicuramente io condivido con quello che ha detto Cinzia, cioè noi facciamo tanto la parte dell'Occidente a parole, ma poi a fatti cosa facciamo per far vedere che noi siamo ancora l'Occidente, quindi portatori di quel sistema di valori? E io questo l'ho vissuto molto con l'Afghanistan l'altro giorno. Io non sono una specializzata sull'Afghanistan, sulla politica afghana, quindi non vi parlerò della situazione in Afghanistan perché non sono titolata a farlo, risponderò però dopo alla domanda sulla Russia e la Cina in Afghanistan. Però per rimanere ai nostri famosi valori, io in effetti l'anno scorso, quando c'è stata tutta questa cosa in Afghanistan, mi sono vergognata, ma io devo dirvi che mi sono anche molto vergognata quando l'Unione Europea ha firmato, anzi scusatemi, Angela Merkel in rappresentanza dell'Unione Europea, perché le cose bisogna dirle bene, ha firmato quell'accordo sui migranti vergognoso grazie al quale Erdogan adesso ci ricatta, fa il bello e il cattivo tempo e usa il nostro governo, non il premier Mario Draghi ma tutti i governi che ci sono stati prima, li ha più o meno utilizzati come lo zerbino di casa sua, e io l'ho fatto presente a diversi deputati di un partito che non cito e mi è stato detto che con Erdogan bisogna avere un atteggiamento pragmatico. E io gli ho detto, guarda, io sono la persona più cinica e pragmatica sulla faccia di questa terra, ma essere pragmatici non vuol dire farci mettere i piedi in testa, soprattutto quando ci sono 1000 aziende italiane in Turchia che se per disgrazia se ne vanno, il signor Erdogan ha tanti di quei problemi economici in questo momento che gli manca solo quello. Però è questo il punto, cioè noi siamo deboli con i forti, cioè deboli quando invece c'è bisogno di affermare i nostri valori, e poi siamo forti con i più deboli. E questo io spero che questo ventennio abbondante che c'è stato, prima si diceva che quest'anno votano i ragazzi nati nel 2000 e non hanno avuto, io sono del 76 e se penso alla mia adolescenza e alla mia giovinezza, ci ho pensato a lungo nei giorni scorsi quando è morto Gorbaciov, io ho avuto un'adolescenza e una giovinezza bellissima.
avevo Gorbaciov, è caduto il muro di Berlino, c'è stata la parte migliore dell'Unione Europea, è entrato in vigore Schengen. Onestamente io ho avuto una adolescenza e una giovinezza di grandissima serenità, gioia e ottimismo. Quando penso alla giovinezza e all'adolescenza di chi è nato nel 2000, insomma, poteva andare meglio. È chiaro che una volta un dibattito a cui ho partecipato, una delle domande è stata da quando gli Stati Uniti hanno smesso di fare gli Stati Uniti proprio in relazione alla politica afghana. E io ho detto no, scusatemi, quando l'Occidente ha smesso di fare l'Occidente. Questo non è per sgravare gli Stati Uniti dalle loro responsabilità, io poi peraltro non sono neanche una specializzata sulla politica americana, quindi non mi permetto di parlare di un paese poi così difficile e complesso. Però credo che qua abbia fatto una bella riflessione corale, e se si fa una bella riflessione corale bisogna anche sperare che questo momento in cui davvero si è raggiunto il limite, io credo che la reazione che si sta avendo nei confronti della Russia, che adesso inizia a essere fin troppo sfilacciata, debba diventare un role model da applicare ogni qualvolta il sistema occidente viene messo in discussione. E l'ho già detto prima, ma mi piace ripeterlo perché guardate che ne riparleremo di questo argomento. Erdogan, che dice tanto che le sanzioni sono sbagliate, lo dice perché, visto che non è un leader stupido, dice aspetta un attimo, perché se questi riescono a tamponare Putin, poi il prossimo con cui se la prendono potrei essere io. E lui ha un'economia, in questo momento lo raccordava anche Re Fosco, che ha l'80% di inflazione e che ha dei problemi proprio strutturali che si trascina dietro da anni e che fino a questo momento Erdogan era riuscito a nascondere come la polvere sotto il tappeto. Quindi informazione come terreno di guerra, e questo a me come professionista questo dà molto fastidio, perché io non è possibile che ogni volta che c'è una questione prima devo combattere sulla Turchia, poi devo combattere sulla guerra non lineare, però puntualmente ogni volta che c'è un evento importante nei miei campi di specializzazione, puntualmente mi trovo davanti la cordata che nel caso della Russia è un vero e proprio esercito composto da imprenditori, composto da politici, composto da diplomatici, insomma c'è tutto un fronte filorusso per determinate motivazioni, e possono anche essere motivazioni di interesse nazionale, a volte mi sembrano un po' motivazioni di interesse altro, però chiaramente sono mie idee queste. E però non è possibile che tutto si trasformi in confronto. In Italia, perché solo in Italia è successa una cosa del genere sulla Russia, e anche quando mi occupo di Turchia mi arriva puntualmente la fronda filoturca di chi magari ha la casa in Turchia, guarda caso in Turchia ci fa il vino, e a questo punto no, bisogna invece avere l'atteggiamento pragmatico e tutto quanto. Io credo che se si è arrivati a questo punto è perché si siano svenduti troppo i nostri valori. Tornando invece però al problema del giornalismo e informazione come terreno di scontro, ma guardate, viviamo in un'epoca molto difficile. Chi è più maturo come la sottoscritta e come molti di voi in platea si ricorda un giornalismo fatto in maniera diversa, ma si ricorda anche una comunicazione politica fatta in maniera diversa. Io quando Biden ha dato a Putin del killer mi sono detta ma questo è scemo. E attenzione, se penso una cosa del genere di Biden, voi immaginatevi quale possa essere il mio giudizio su Trump, no? Per chiarire le cose. Però mai più si sarebbe visto un presidente degli Stati Uniti d'America che andava a dare del killer al presidente della Federazione Russa. Quindi è cambiato proprio purtroppo il modo di fare comunicazione ed è cambiato il modo di fare informazione. È diventata un'informazione sempre più muscolare, sempre più assertiva, sempre volta non all'informare ma al convincere. A me questa è una cosa che sta molto antipatica. Durante la presentazione di Brigate Russe a Napoli un ragazzo si è alzato in piedi e mi ha fatto una domanda, e qui mi riallaccio anche a un'altra domanda che è stata fatta, e mi ha chiesto come possiamo però noi convincere che la guerra non lineare esiste e che è sbagliata e che ha determinate conseguenze. E io gli ho detto figliolo, io questo non lo so, perché io informo, posso dire quali sono stati gli studi che mi hanno portato a formulare determinate tesi, posso dirvi che cosa ho sperimentato di persona, posso raccontare molte cose, ve le posso ripetere fino alla nausea, però io non vi posso convincere, perché nel momento
cui cerco di convincervi, io vado contro a una delle regole principali della deontologia professionale. E quindi io non vi posso dire come si può fare informazione oggi, vi posso dire come voglio fare informazione io e come continuerò a farla finché mi sarà data la possibilità di fare questa cosa. Domanda 4, così facciamo la cosa organica, ordine dei giornalisti e persone invitate in TV la sera. Io qua cercherò di essere il più diplomatica possibile, altrimenti mi prendo una querela. È tutto, secondo me, relativo al modello di giornalismo che si ha in testa. Io sono sempre stata di scuola tra virgolette anglosassone, quindi un giornalismo basato sull'inchiesta, basato sui fatti, il più neutro possibile, il più documentato possibile, non la strillata per intenderci. È chiaro che soprattutto in televisione, soprattutto in un determinato tipo di televisione, hanno un modello di giornalismo, ammesso che si possa definire tale, perché secondo me più che informazione è infotainment, quindi una contrazione, scusate, un misto tra informazione e intrattenimento che risponde a logiche diverse. Il problema è che però in questo momento non ci possiamo più permettere questo tipo di infotainment, perché la posta in gioco è veramente altissima, o almeno non ce lo possiamo più permettere con la formula con il quale è stato portato avanti durante la guerra in Ucraina. Questa è la mia modestissima opinione, che viene totalmente ignorata dai miei colleghi, che anzi mi guardano dall'alto al basso come per dire ma tu chi sei per dire queste cose, però ecco, vi posso però dire che la differenza poi la fanno i singoli, nel senso che se io voglio sentire la urlata, il martedì c'è una vasta gamma di programmi che si possono, e il martedì e il giovedì sono 2 giorni, 2 sere che io trovo particolarmente disgraziate, però poi c'è la possibilità di seguire gente seria e io credo che come in tutte le cose, questa è una considerazione banale ma alla fine poi nemmeno tanto è una questione di scelta. Che tipo di informazione vuoi ricevere? Le possibilità di avere diversi tipi di informazione ci sono tutte. Per esempio durante il lockdown, adesso se dobbiamo trovare un lato positivo a quella sciagura che è stata la pandemia, ci ha insegnato a usare meglio le nuove tecnologie e ancora adesso vengono organizzati webinar che sono assolutamente gratuiti e che hanno dei panelist eccezionali. La UCL, che è l'Università di Londra, ha un desk di slavistica che per me è il migliore del mondo, con degli specialisti eccezionali. Durante la guerra in Ucraina loro hanno organizzato diversi dibattiti online completamente gratuiti, dove dire che c'era un'informazione di livello eccelso è riduttivo. Si può benissimo andare sul sito della UCL, credo siano ancora disponibili, a vedere questi panel se ci si vuole fare un'idea interessante, ponderata, informata di quella che è la guerra in Ucraina e la Russia di Vladimir Putin, oppure si possono guardare i programmi le sere sulla televisione italiana. Quindi i giornalisti hanno una responsabilità enorme. Io non voglio assolutamente fare sconti alla mia categoria su questo. Chi mi conosce bene sa che io passo il tempo a lamentarmi per il livello raggiunto dalla nostra categoria, quindi, però secondo me ce l'ha una parte di responsabilità, ce l'ha anche chi sceglie di essere informato in questa maniera. Una domanda che mi incute un po' di timore, allora io non sono né una studiosa né una storica, sono una semplicissima giornalista, però giusto perché detesto le persone che si danno titoli che poi non possono invece confermare con quello che dicono e scrivono. Come migliorare, diciamo, insomma, come rimediare all'astensionismo, eccetera? Guardi, quando trovate il metodo fatemelo sapere, perché interesserebbe molto anche a me. Quello che io dico però è che prima di lavorare sull'astensionismo, che è importantissimo, bisogna lavorare a monte, cioè bisogna creare generazioni di persone consapevoli del momento storico in cui si sta vivendo. Perché se avessero la benché minima idea di che cosa c'è in gioco, questi al seggio ci andrebbero correndo. Proprio ci sarebbero le code ai seggi dalle 7 del mattino di gente che non vede l'ora di votare.
Devo dire, non voglio sembrare eccessivamente tranchant o offendere, ma diciamo che l'attuale proposta politica non è che invogli proprio ad andare alle urne di corsa. Io poi, guardi, ho avuto un nonno partigiano, quindi si figuri, voto sempre entro le 8 del mattino, sono tra una delle prime che va al seggio, e anche quando proprio sono lì col mal di stomaco, io al seggio vado sempre, non riesco a non votare. Però mi rendo conto che questo sia un problema. Nel problema c'è chi non vota perché è schifato, ragionevolmente o meno, poi insomma una persona è responsabile delle proprie azioni, c'è chi non vota perché semplicemente se ne frega. E io credo che l'indifferenza sia davvero il primo nemico da combattere. L'indifferenza di chi pensa intanto non cambia niente, e questo ci dovrebbe però pensare anche la classe politica, ma anche un soggetto educatore. Io penso che una giornata come quella di oggi dovrebbe essere presa come role model per fare diverse giornate su diversi temi, perché qualcuno potrà dire, per carità, poi non cambia niente, però almeno c'è gente che ne parla, c'è gente che riflette, c'è gente che crea occasioni di informazione e di confronto. E poi bisogna crescere delle generazioni più consapevoli del fatto che la democrazia non è eterna, non è acquisita per sempre, ci può scappare di mano nel giro di poco tempo. Io poi ho vissuto 9 anni in un paese, la Turchia per la precisione, che era convintissima che sarebbe entrata in Europa e di essere incamminata sulla strada della democrazia, diciamo che è andata esattamente dalla parte opposta. E questa però, la mancanza di consapevolezza, soprattutto dei più giovani, è una cosa che mi addolora molto, ed è una cosa probabilmente che ha, come posso dire, delle cause in qualche modo anche generazionali, perché io sono del 76, lo ripeto, io però i miei nonni che mi parlavano della guerra, le mie nonne che mi parlavano della guerra, me li ricordo benissimo. A Milano, quando si faceva la manifestazione del 25 aprile, si faceva con i partigiani ancora in vita e potevi andare a fare molte domande. Insomma, adesso poi a Milano abbiamo quella grandissima donna che è Liliana Segre e che sta cercando da sola. Anche lei è un soggetto educativo, lei da sola sta cercando di fare quello che dovrebbe essere il lavoro della scuola, quello che dovrebbe essere il lavoro delle famiglie, perché nella mia famiglia si è sempre parlato tantissimo di politica, si è sempre parlato tantissimo dei fatti del giorno. Quando ci sedevamo a cena la sera, mio padre diceva: bene, qual è l'articolo oggi sul quotidiano che vi ha colpito di più? Perché così intanto vedeva se ce l'avevamo letto. Quante famiglie oggi fanno questo lavoro, sono interessate a farlo? Guardiamoci molto serenamente. Quindi, chiaro, bisogna trovare un rimedio all'astensionismo, ma secondo me il rimedio all'astensionismo nasce nel creare generazioni molto più consapevoli e anche molto più innamorate di quella che è la cosa pubblica, che poi è la vita di tutti noi alla fine. Poi Russia, Afghanistan, Cina, Afghanistan, Taiwan. Allora, io non sono una specializzata di politica afghana, non sono una specializzata di politica cinese e non sono nemmeno una specializzata di politica americana. Quindi quello che vi posso dire è questo. La Russia con l'Afghanistan diciamo che non ha proprio uno splendido rapporto. Vi ricorderete, la guerra iniziata nel 79, finita negli anni 80, è costata parecchio e probabilmente è stata anche uno degli acceleratori del collasso poi dell'Unione Sovietica. La Russia è molto preoccupata per la corrente situazione in Afghanistan. Anche, infatti, uno dei motivi per cui si pensava che Putin non attaccasse è che se c'era un capitolo estero su cui la Russia voleva investire era proprio la messa in sicurezza dell'Afghanistan. Anche perché è un niente incendiare tutta una macro regione che con Mosca ha dei contatti economici molto importanti. Perciò io credo che un altro dei motivi per cui a Putin converrebbe finire l'operazione militare speciale il più in fretta possibile sia anche per andare a riconquistare una presenza che la Russia inevitabilmente sta perdendo, come quella in Asia centrale di cui parlavo prima, e acquisire una presenza in un territorio che in questo momento è ancora estremamente permeabile e dove sta penetrando la Cina. Putin e Xi Jinping fanno tanto gli amiconi, ma in realtà la Russia sa benissimo di essere una colonia cinese, anche perché più vi spostate a est in Russia, più
è pieno di industrie cinesi e sostanzialmente l'economia di queste regioni più remote, quindi più sfortunate rispetto a quelle che gravitano nell'orbita di Mosca, la tengono in piedi i cinesi. Chi non ha mai visto il lago Baikal ci vada prima che si trasformi in una succursale di Pechino, quando riapriranno ovviamente le frontiere, perché i cinesi stanno investendo anche lì. Prima diceva il professore, sono andato in Madagascar 20 anni fa, 10 anni fa c'erano già i cinesi, poi se voi adesso andate sul lago Baikal vi spaventate, li si trova davvero ovunque. Perciò il problema è proprio questo, il problema è che questa guerra in Ucraina, che è grossa, è importante, è grave, ci sta distraendo da quello che è il vero fronte di domani, che è il fronte del Pacifico. E qui io sulla questione Taiwan posso esprimere solo un parere da privata cittadina, perché essendo fuori da logiche americane e cinesi non mi permetterei mai di fare un'analisi. Io tutto sommato penso che il viaggio di Nancy Pelosi, a parte il fatto che ci saranno le midterm tra poco e che Biden ha un paio di problemi con l'economia nazionale e tutto quanto, però io penso sia stato un segnale come a dire adesso basta, ci avete stancato. E considerate però che la presidenza Biden ha cercato di avere nei confronti di Pechino una politica molto meno muscolare apparentemente della presidenza Trump. Quindi secondo me il viaggio di Nancy Pelosi e delle delegazioni che arriveranno dopo sta proprio a significare non passate la linea rossa di Taiwan, perché altrimenti le cose possono andare a finire male. E uno dei motivi, e così chiudo il cerchio, per cui non si deve lasciare un centimetro in Ucraina è perché perso il Donbass, perse tutte quelle città che i russi dicono di aver conquistato nella parte sud del paese, che invece gli ucraini si stanno riprendendo in queste ore, tra parentesi, sono un brutto precedente, perché allora autorizzano la grande potenza di turno ad andarsi a prendere un pezzettino dei paesi altrui. Quindi la Cina si va a prendere Taiwan perché è convinta che Taiwan sostanzialmente sia sua, allora la Turchia fa le operazioni militari speciali nel nord della Siria a scapito dei curdi, che vi ricordo sono quelli che ci hanno difeso contro l'ISIS andando a combattere sostanzialmente a mani nude, perché i curdi sono dei terroristi, sono un problema, così mettiamo in sicurezza la zona. Adesso nel nord della Siria si usa la lira turca come valuta di scambio ed è pieno di moschee gestite da imam turchi ed è pieno di scuole turche. Quindi insomma io credo che si debba un po' smettere di dare retta a questi leader che hanno questa idea così un po' positivista della storia, no? Questo era nostro una volta, quindi visto che noi abbiamo un'ideologia neoimperiale che supporta il nostro potere, ce lo dobbiamo andare a riprendere. Direi di no, dobbiamo vivere in un'epoca di pace, questo è proprio di ma sicuro. Quando Papa Francesco dice che la pace va perseguita a tutti i costi, ha ragione. Io mi rifiuto di essere bollata come guerrafondaia se dico che bisogna andare avanti con le sanzioni alla Russia. È chiaro che bisogna volere la pace, però la pace non significa permettere a queste nazioni, direi non democratiche, di avere degli atteggiamenti di prevaricazione sulle nazioni altrui. Mi sembra anche abbastanza un concetto facile, no, da capire. Io con questo ho finito, devo dire. Grazie tante Marta, e diamo la parola anche a Marco per le sue riflessioni. Qualche riflessione finale. Innanzitutto sul titolo elezioni 2022 io vi chiederei di valutare anche quando farete la vostra scelta di voto chi ha un progetto per il Paese che si inserisce anche nel progetto per l'Europa. Non si tratta mai di essere sfuggiti alla polarizzazione a favore o contro l'Unione Europea. Non è questione di essere entusiasti, che magari lo sono pure, oppure euroscettici. Si tratta di sentire la fatica del costruire un progetto ampio e di grandi valori che ci garantisce la pace. Quindi bisogna sentire la fatica del costruire ed essere, appunto, io nel libro di architetti di Europa lavoro perché si dà l'idea di questa idea di costruzione. Adolescenza serena, io sono del 69. E l'adolescenza serena sì, sicuramente perché eravamo in pace, però quando io ero un adolescente sono passato ai 20 anni, c'era l'AIDS, pesantissimo, c'erano gli attacchi della mafia, il terrorismo rosso, sono di Napoli, vivevamo gli effetti del terremoto, svalutazioni continue della lira e difficoltà economiche, spesso anche legate all'approvvigionamento energetico, me lo ricordo benissimo, in
periodi in cui non ci sarà. Non è che non ci fossero dei problemi più di quanto non ce ne fossero oggi più di quanto non ce ne fossero ieri. Però ho capito col tempo che in Italia abbiamo mantenuto una direzione chiara sull'assetto democratico di sviluppo anche perché eravamo ancorati all'Unione Europea. Per questo che poi richiamo i Carli, richiamo i Ciampi, non c'è persone non necessariamente vicine alle nostre comunità sindacali perché venivano, però persone che hanno fatto scelte, si sono impegnati, hanno dato una direzione della scelta, per questo dico valutate anche il politico che oggi sa dare un progetto, una ricerca di un bene grande, di lungo termine e non cadere nelle banalizzazioni eccessive. Vi faccio qualche esempio. Comunque in generale vorrei dire che l'Unione Europea non è sfigata, non è perdente. Al contrario, se abbiamo dei nemici, perché l'Unione Europea in sé, per quanto più piccola che in passato, perché prima eravamo il 35% del PIL globale, ora siamo il 10%, anche perché abbiamo fatto sforzi enormi per far uscire dalla povertà mezzo mondo e ci rallegriamo dell'idea, ma ne abbiamo pagato grandissimamente il prezzo, specialmente come lavoratori. Le cifre ci sono, ma vi faccio solo qualche esempio. Prendete le linee evolutive della Polonia e dell'Ucraina. E ditemi se la scelta della Polonia di entrare nell'Unione Europea, che ne possa dire qualche populista polacco, ne valsa la pena o meno. E l'Ucraina voleva entrare nell'Unione Europea perché vedeva quella linea evolutiva. Vedete la linea evolutiva del lato nord del Mediterraneo e del lato sud. Era una necessità storica inevitabile o un volere di Dio il fatto che il lato nord del Mediterraneo, con tutte le problematiche, sono di Napoli, sono in Calabria, e ripeto i problemi, però siamo una cosa diversa rispetto al Maghreb che ha fallito anche con le nostre responsabilità la rivoluzione, però per cercare di ancorarsi a quel mondo. Però le linee evolutive ci sono, l'Europa non è sfigata, i giovani amano essere dal lato dei vincenti e spiegare che l'Unione Europea con tutte le sue difficoltà è stato un progetto di sviluppo e è molto importante, però tanti paesi vogliono entrare in Europea. Noi abbiamo una capacità di attrazione naturale, siamo passati da 6 paesi a 28 a un certo punto senza avere una politica estera vera, senza avere un corpo diplomatico europeo, eppure abbiamo allargato la sfera di influenza all'infinito solo per la capacità di attrazione di quell'idea di base e di quell'ambizione di pace e sviluppo che portavano con noi. Oggi non è più così e ce l'ha spiegato Marco in maniera eccezionale, quindi non c'è bisogno di tornarci. Però guardate che tanti paesi che vogliono entrare da noi, che cercano solamente la difesa, di poter essere difesi, la Moldova, la Georgia, la Serbia, devono fare il conto di una cosa però, e lì io vedo una grande difficoltà e bisogna ripensare il modo di stare tutti insieme nell'Unione Europea, probabilmente anche modulando le modalità, perché chi entra nell'Unione Europea non può entrarci pensando di marcare la propria sovranità, anche Zelensky pensa un po' la stessa cosa, in realtà in Europa si diluisce la sovranità, perché la si mette in comune con gli altri. Allora anche lo stesso Zelensky, scusate, sono un tifoso del Napoli, mi ricordo sempre che giocava mi viene sempre sta roba. Però lo stesso deve rendersi conto che quando reclama l'accesso all'Unione Europea non può contemporaneamente distruggere il sindacato locale e approfittare delle questioni della guerra per far fuori tutte le conquiste sociali del paese e distruggere anche quel poco di contrattazione che c'era. Perché la sua domanda forte non deve nascere dalla sua esigenza di imporre la sovranità ucraina, deve essere un passaggio ulteriore di maturità e capire che sta entrando in un progetto un pochino più ambizioso. Voto a maggioranza qualificata è sicuramente un modo per far ripartire, l'aveva chiesto qualcuno, aumentare il voto a maggioranza, mettere più materie nella maggioranza qualificata e fare più metodo comunitario va bene. Però attenzione, e noi lo supportiamo e per me è la strada indicata, però dobbiamo aggiungere un pezzo che politicamente è più complicato, la tutela delle minoranze, cioè di chi si ritrova in minoranza. Non può essere usata la maggioranza, specie quando è parlamentare, come un'accetta per fare sistematicamente fuori qualcuno che resta sistematicamente all'opposizione. Devi trovare il modo, nella misura in cui qualcuno, una persona diventa un progetto divisivo e perdiamo i pezzi. Abbiamo rischiato di farlo anche come sindacato sulla direttiva del salario minimo. No? Perché ad un certo punto abbiamo chiuso i canali di dialogo con gli scandinavi che non la volevano,
noi abbiamo trovato una mediazione, ci siamo stati dentro, ma se loro si trovano sistematicamente fuori, a quel punto c'è bisogno di trovare un meccanismo che assicuri che si crei un dialogo per poter riportare dentro. Poi dopodiché è giusto fare la maggioranza qualificata, se no non si va avanti. Bisogna ampliare il numero di materie in cui c'è una competenza più forte dell'Europa, altrimenti non riesci a esprimere i tuoi progetti. Rafforzare istituzioni che valgono per idee valoriali diverse, poi la politica, il voto, la società civile dirà quale politica può essere dominante. Noi abbiamo sofferto 10 anni di austerity, ora siamo nell'era della sostenibilità, speriamo di restarci e farla diventare una cosa vera, però c'è questa cosa. Un tema è quello anche delle false informazioni. Attenzione, faccio un esempio molto banale: Juncker. Quanti di voi hanno ricevuto informazioni che Juncker era pienamente ubriaco perché barcolava sempre? E in realtà Juncker aveva avuto un incidente sui 40 anni, è stato in coma per tanto tempo mentre era ministro, ed è uscito con una labirintite cronica e poi c'ha problemi di sciatica che derivano da quell'incidente che si ripetono, per cui sta sempre lì che barcollava. Tra parentesi, è vero che il gin gli piaceva, perché ogni tanto si narrano di queste feste fantastiche che gli piacevano. Però il barcollare di Juncker, ad esempio, non era perché era ubriaco, ma perché aveva dei problemi fisici, anche un po' insomma, discriminante questa narrazione. Però devo dire che lui fu quello che in Consiglio europeo vide arrivare per la foto di rito Orban in lontananza e gli dice: dittatore, vieni qua, e gli molla uno schiaffo ben assestato, giocoso ma ben assestato, sono immagini fortissime, mi resta tutto così. È un'immagine notevole, perché Orban effettivamente è un problema reale all'interno dell'Unione Europea, perché rappresenta la punta ideologica della fuga dallo Stato di diritto. Aneddoto, stavamo negoziando la direttiva sui congedi parentali, cioè quella famosa direttiva che è entrata in vigore ora e il governo dice che ha fatto la legge di congedi parentali, è una direttiva che come sindacato abbiamo voluto fortissimamente, con Luca Visentini siamo andati in giro per tutti i paesi a cercare il consenso, e il punto fondamentale era, perché ragazzi la questione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è chiave, ma anche nel rispetto della società. Comunque, lì c'era da dire che i congedi parentali devono essere presi in uguale misura obbligatoriamente dall'uomo e dalla donna, se no non interessa. Una misura molto chiara: aumentiamo il numero di giorni, però non devono essere trasferibili se non in minima parte. Andiamo a spiegarlo a Orban. Luca vede il primo ministro e io con la mia collega esperta di pari opportunità restiamo con l'ambasciatore a spiegare le tecnicalità della direttiva. E l'ambasciatore era accompagnato da 2 donne. Lui a un certo punto sbotta e fa: sentite, io ho un figlio di 3 anni, se ne avessi presi io i congedi di paternità, una di queste 2 ragazze starebbe al posto mio. Nella società ungherese essere superati da una donna è un'umiliazione, non si può fare. E poi nella famiglia ungherese l'uomo prende di più, e per cui lo Stato deve stare fuori da questa cosa qui. Io stavo cercando di tenere la mia collega, fermati, però il populismo di destra è questo: si misura molto spesso dalla visione che hanno della donna nella propria società, e noi l'abbiamo toccato con mano. E così come abbiamo toccato con mano la grande capacità di mentire, perché lui dice: ci siamo d'accordo, abbiamo Orban con noi, eccetera. Siamo usciti, mentre parlavamo stavano già facendo un lancio di stampa dicendo che ci avevano incontrato, ma che comunque non avevamo convinti. Per cui quando siamo usciti di così hanno avuto sui giornali certamente sono la capacità di mentire unica. E quindi insomma, però diciamo, in Europa questo vi dà il senso di quanto poi è difficile fare le regole, fare le leggi, andare oltre la contrattazione per fare delle regole per 450 milioni di persone è complicatissimo, è una fatica tremenda. Però ce la stiamo facendo, abbiamo fatto la direttiva sui congedi parentali, abbiamo fatto la direttiva sulle condizioni, sulla nuova informativa sul contratto di lavoro, che sta arrivando anche da voi, forse è stato già fatto il decreto applicativo che cambia la lettera di assunzione, insomma, giusto per dirci. E abbiamo fatto la direttiva sul salario minimo, ora arriva una direttiva sulla trasparenza salariale, sui lavoratori in piattaforma, è ripartita un po' la cosa, per cui un'altra cosa è la partecipazione. Quindi prima si parlava di astensionismo, ma con Gianfranco quello che è importante per riuscire a far vivere l'Europa sociale
e essere attivi, una partecipazione attiva. E si vota andando alle politiche, ma tutti i giorni si vota anche con la partecipazione, iscriversi al sindacato, fare più iscritti. Lo dico perché l'identità sindacale, che per noi comunque resta un obiettivo molto forte, stiamo parlando dal punto di vista di un sindacato che in Europa è visto vincente, perché probabilmente siamo gli unici che abbiamo mantenuto i livelli sindacali, li abbiamo anche migliorati con il 35% di persone, più o meno. Complessivamente, insomma, ci siamo considerati. In Germania sono sotto il 15%, in Francia 5%, in Spagna 15%, quindi c'è bisogno assolutamente di convincere i lavoratori e che i lavoratori si convincano che la partecipazione attiva è importante, perché anche attraverso l'ampiezza delle spalle che noi abbiamo delle persone, io lo faccio sistematicamente, dare visibilità alla nostra capacità di azione e di rappresentanza. Parlavamo di immigrazione. Immigrazione, quando è arrivato Luca abbiamo preso il dossier Luca Visentini perché in qualche modo ha rappresentato una svolta nel mondo sindacale europeo. Per essere considerati attori delle politiche dell'immigrazione, delle istituzioni europee che erano dominate dai grandi ONG dell'immigrazione, abbiamo faticato. Come abbiamo fatto? Abbiamo creato una rete che dava visibilità a tutto il lavoro che voi fate, immagino anche in Veneto con l'ANOF, per cui ci ho lavorato io, e so che c'è un grande lavoro, così come accade in tanti altri paesi europei. Abbiamo dato faccia al mondo sindacale che aiuta gli immigrati. Questo ci ha dato grandissima autorevolezza, non tanto da convincere l'Unione Europea che fosse sbagliato l'accordo con la Turchia, che abbiamo sempre contestato, però abbiamo comunque agito ad esempio su una direttiva che garantiva la parità di trattamento dei lavoratori immigrati nel momento in cui entrano nell'Unione Europea, su cui la Corte Costituzionale ha costruito di recente una sentenza che smonta un pezzo della legge Salvini sull'accesso ai family benefit, ai benefici familiari per gli immigrati. E ancora mi è stato chiesto appunto sì, come si fa, come se ne esce, come si costruisce quali sono i percorsi della solidarietà in Europa. Ora abbiamo una sfida, io penso, peraltro sono convintissimo che la CISL, visto che avrà un ruolo più importante della Confederazione in futuro, sia portatrice di questa visione, e noi su questi temi devo dire che contiamo, ci ascoltano. Si tratta di rivedere le regole della governance economica. Cioè, sapete quando l'Europa ti boccia per il deficit, ti boccia per il debito e ti boccia per questa riforma, oppure ti promuove, allora siamo felici quando ci promuove, oppure ci incazziamo quando ci ha bocciato. Esiste tutto un sistema di regole che determinano la valutazione della performance del paese, e noi le abbiamo costruite queste regole a partire da fine anni 90, ma soprattutto durante la crisi finanziaria, per gestire le diffidenze reciproche. Tutti i paesi, l'austerità deriva dal fatto che tutti i paesi non si devono indebitare, non devono fare deficit, perché ognuno ha paura che l'altro ti viene a chiedere i soldi per sopravvivere, come è successo in Grecia, Spagna, eccetera. Ora si tratta di fare delle regole che non guardano alla gestione delle diffidenze reciproche, ma riguardano al sostegno a un progetto comune. E da questo punto di vista, secondo me, abbiamo delle idee abbastanza importanti e ci mette anche un carico di responsabilità. Dobbiamo essere affidabili politicamente, perché facciamo parte di una comunità, e chi fa parte di una comunità ha diritto a chiedere dei benefici, ma anche ha il diritto di essere affidabile, responsabile e essere un partner e non sempre un concorrente. Io mi fermo qui e vi ringrazio comunque per l'invito. Gianfranco, posso procedere, e per cui allora ringraziamo tutti, è stata proprio una mattinata molto molto interessante, e adesso diamo la parola per le conclusioni di questo Consiglio Generale al nostro segretario Ignazio Ganga. Ma non nego che quando Gianfranco mi ha chiamato per propormi questa esperienza, perché di un'esperienza si tratta, siamo andati oltre il Consiglio Generale, non avevo dubbi che sarebbe stata una giornata importante, ricca, una vecchia tradizione peraltro viene ripristinata dalla nostra organizzazione, che ad inizio
anno sociale proponeva un consiglio robusto che doveva comunque prendere atto della situazione contingente e cercare di ipotizzare anche le traiettorie di lavoro dell'organizzazione. Oggi è stato fatto da qui ai prossimi mesi. E il fatto di averlo fatto in una contingenza particolare è oltremodo elemento di valore. Lo stiamo facendo dopo un'incomprensibile crisi di governo e a 15 giorni dal voto. Quindi la collocazione temporale di questo Consiglio generale è molto importante per aiutarci a riflettere rispetto ad uno scenario in cui l'organizzazione non è un semplice testimone di ciò che sta avvenendo, è una parte molto attiva e non è un caso che noi abbiamo passato il mese d'agosto a redigere una piattaforma sociale che martedì il segretario generale con la segreteria confederale presenterà al Paese, che è già stata inviata ai partiti, con le nostre sensibilità, le sensibilità che sono venute fuori dal percorso congressuale, ma anche le sensibilità che uno scenario molto veloce e quindi ci ha imposto di presentare ai partiti in campagna elettorale, anche perché l'emergenza l'abbiamo affrontata con molto rigore. Oggi richiama misure urgenti, richiama non misure spot ma misure strutturali, c'è una spirale inflattiva che sta graffiando la carne dei nostri rappresentati, il ceto medio, i lavoratori, i pensionati, i giovani. C'è una situazione che oggettivamente, se prima del 20 di luglio qualcuno di voi mi avesse chiamato, io avrei giurato che non saremmo mai arrivati alla crisi di governo. Avrei proprio giurato, anche per aver avuto la fortuna di accompagnare il segretario generale a diverse trattative nei giorni precedenti alla crisi, che non faceva preludere anche, diciamo così, la strutturalità del tavolo che la crisi ci sarebbe stata. Ministri del governo appartenenti alle forze che hanno generato la crisi a noi hanno giurato in ogni modo che non ci sarebbe mai stata questa incomprensibile situazione. Peraltro, col passare dei giorni ci ha stupito anche la mistificazione della realtà a proposito di lettura attenta dei giornali, al punto che c'è chi in questi giorni sta accreditando la responsabilità della crisi allo stesso premier reo di aver staccato la spina al governo. Quindi quando Marta, che ringrazio come ringrazio Marco, ma anche Gaetano, ci aprono gli occhi, aprono dei fari veramente in una notte profonda della storia della nostra Repubblica, è importantissima perché ci aiuta, veramente a decrittare uno scenario che non è facilissimo da comprendere. Fra gli effetti scatenanti, e ve lo dice uno che qualche giorno prima della crisi era stato delegato ad un confronto con alcune forze politiche, ci sono delle motivazioni che spesso sono oggettivamente deboli, poi collocate all'interno di un calderone hanno cercato di rinforzare. Una fra tutte, la butto lì, il termovalorizzatore di Roma. Guarda, il termovalorizzatore di Roma su questa vicenda ha pesato più di quanto non si potesse pensare. E nessuno però ha scritto che c'è in quella città un'ingestibilità di carattere che ha toccato oramai delle ragioni di carattere sanitario, e che tutti ignorano che c'è un paese a 60 km da Vienna, ha un nome complicato, Zwentendorf, che si porta a casa 700 tonnellate di rifiuti della capitale all'anno. Il comune capitolino gli dà 14 milioni di euro all'anno e questo paese, con la combustione della spazzatura di Roma,
compensa un fabbisogno energetico per 170.000 abitanti. L'avete mai letto questo in questi giorni? Non l'avete letto, perché comunque sia è il pezzo dell'informazione che è mancato nel momento in cui è stata aperta la crisi. Più strutturati siamo tutti rispetto alla partita del salario minimo a tutto tondo, su cui ad esempio c'è stato il martellamento, su cui poi c'è chi ha insistito per aprire la crisi. Non è un caso che in questi giorni i contratti depositati al CNEL, che sono 931 nell'informazione, sono diventati circa 1200, rimangono sempre 931, 433 sono applicati ad almeno un lavoratore, 161 li sottoscriviamo noi e coprono il 92% al netto degli agricoli e dei lavoratori domestici, però si dice che c'è un problema di dumping e c'è da governare, però si parla meno del problema del lavoro nero. 4 milioni di lavoratrici e lavoratori in nero rispetto ai quali facciamo fatica ad orientarci all'interno dei programmi elettorali rispetto alle misure che dovrebbero essere includite nel Paese per evitare che ci sia tutto questo sommerso. Guardate, noi eravamo convinti e non possiamo non dirlo, Gianfranco l'ha espresso in maniera inequivocabile nella sua relazione importante d'apertura, che questa legislatura, per la condizione in cui viveva il Paese e rispetto allo scenario internazionale, avrebbe richiesto una fine legislatura costituente, suggellato con un grande patto sociale, che era un po' la visione che noi avevamo e che riproponiamo stavolta al governo entrante con l'agenda sociale che presenteremo martedì. Certo, viene da dire, sentendo Marta in particolare, ma anche Marco, che agli esordi del 2000 eravamo tutti contenti. Io ricordo la fine dell'anno e il nuovo anno come noi lo vivemmo, perché comunque ci lasciavamo alle spalle il secolo breve, il secolo dei grandi cataclismi, dicevamo le 2 guerre mondiali, la crisi energetica che non sarebbe più tornata del 73, i prezzi degli idrocarburi, delle materie prime alle stelle, la perdita di potere d'acquisto dei salari e pensioni, uno scenario di alta inflazione e bassa nulla crescita. Io ricordo, perché io sono grandetto, quel periodo, il 73, il periodo dell'austerity, che venne fuori una parola che poi è scomparsa, stagflazione, e che è ritornata all'interno delle cronache di questo periodo. Pensavamo di lasciarci alle spalle l'epoca delle grandi pandemie, ha perfettamente ragione Marco Cilento, lui cita l'HIV, ma la spagnola, l'influenza di Hong Kong, cioè, ne abbiamo visto di tutti i colori. Poi Marta lo dice inequivocabilmente nella sua replica poc'anzi, passato lo shock energetico ci sembrava che con la caduta del muro dell'89 e con la fine della guerra fredda del 91, la dissoluzione dell'URSS, si aprissero dei grandissimi spazi di speranza. I più anziani, io compreso, volevamo essere tutti lì a Berlino su quel muro a dare qualche picconata. Io stesso vado molto fiero, perché poi andrei qualche mese dopo, mi portai un pezzo di muro, ma non di quelli che, perché il muro non finisce mai per i venditori di souvenir, un pezzo vero che ho nella mia stanza in Cisle. E questo secolo nuovo ci ha restituito una pandemia, e in questa pandemia che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto dei segnali ai quali probabilmente già quando iniziavamo a incapsularci nelle nostre case non abbiamo considerato per la debita importanza. Comunque abbiamo scoperto che mascherine, gel, camici protettivi, apparati medici non li producevamo, provenivano da lontano, spesso provenivano da paesi che
temevano e combattevano i principi di civiltà e di democrazia di quei paesi che si stavano incapsulando nelle case. Era un segnale importante che probabilmente non abbiamo colto per la debita importanza. Poi è arrivata questa guerra. Questa guerra, guardate, ci ha aiutato a prendere atto, e lo sanno i nostri amici delle federazioni industriali più di noi, della grande dipendenza che aveva il nostro paese. Abbiamo capito quindi che la grande globalizzazione, di cui spesso anche a casa nostra in altre epoche non si è parlato in maniera negativa rispetto agli effetti che ora noi stiamo decritando, non aveva portato solo vantaggi, prezzi bassi, aumento dei consumi, anche oltre il necessario, ma ci aveva portato condizionamenti da altre produzioni che stavano condizionando le grandi filiere produttive del sistema industriale del nostro paese, aveva indotto delocalizzazioni selvagge. Io ho passato parte della mia vita su cancelli di fabbriche che stavano delocalizzando da altre parti, con enormi costi sociali sui bilanci statali e sui bilanci regionali. Aveva determinato un nuovo ciclo economico caratterizzato da una pericolosa decelerazione. E in che cosa c'è stata la decelerazione? Sui grandi diritti di cittadinanza. Ce ne siamo accorti all'indomani del paziente zero in Lombardia, quando abbiamo preso atto che in ossequio alla, diciamo così, crisi economica avevamo depotenziato clamorosamente con i tagli lineari la nostra sanità. Quindi effetti devastanti sui diritti di cittadinanza. Guardate, se c'è un insegnamento su cui oggi il quadro di approfondimento ci restituisce in maniera plastica, è che pandemia da una parte, invasione dell'Ucraina dall'altra, hanno veramente squillato un enorme campanello d'allarme, risvegliando di colpo le nostre democrazie su temi irrinunciabili. Guardate che dover ridiscutere di democrazia, di libertà, di sanità, di sociale, di istruzione, di lavoro, di pedagogia oggi e di sicurezza è veramente un ritorno, diciamo così, a temi che comunque sia, sì, facevano parte delle nostre grandi piattaforme, ma non li affrontavamo con l'impegno e con la preoccupazione rispetto alla necessità che abbiamo di rimettere, diciamo così, in sesto meglio di rimettere diciamo così in ordine un palinsesto che abbiamo conosciuto e che oggi è fortemente sollecitato. Ecco, questa guerra è entrata in una fase nuova. Questo è uno dei grandi insegnamenti che io mi porto appresso dalla giornata di oggi, da continuare a raccontare, perché dal tentativo fallito di una guerra lampo si è passati a una guerra di logoramento, all'interno della quale si sta consumando il martirio di un popolo, che se ne possa dire, perché si sta consumando un martirio di un popolo, è tornato da quella parte, un misto fra zarismo e KGB che ha ricaratterizzato una violenza all'interno di uno scenario bellico che onestamente non eravamo abituati a vedere. In un momento, oggi cos'è, il 9 di settembre, in cui oggettivamente la tensione su quell'area da parte dell'Europa, visto che stiamo parlando dell'Europa, si è oggettivamente allentata. I governi sono sempre meno concentrati sulla necessità di un sostegno teso alla ricerca di un accordo onorevole che non legittimi assolutamente un regime imperialista. Perché questo è il vero problema che si pone, che abbiamo capito, perlomeno io penso di aver capito dalla lezione di Marta. E purtroppo Putin è consapevole. Io sono molto preoccupato quando stanotte ho letto il primo blocco della rassegna, perché ho alcuni abbonamenti, e ho saputo che oggi, perché era nella giornata di oggi, i ministri impegnati
per la ricerca di una soluzione sul price cap l'hanno spostato ad ottobre, non è stato un bel segnale per le nostre economie, non fosse altro che siamo consapevoli tutti che il tempo è l'arrivo, i russi lo chiamano il generale inverno, che insomma qua abbiamo un paio di storici in prima fila, sanno cosa significa, no? È il tradizionale alleato della Russia, ha sempre giocato la sua parte, l'irrigidirsi delle temperature acuiranno la crisi economica, e c'è da pensare che i paesi coinvolti possano anche rimeditare, mi auguro di no, un tratto, diciamo così, fermo e importante che avevano assunto fino ad ora. Guardate, una seconda preoccupazione che noi abbiamo discusso il 23 in segreteria confederale è che non vorremmo che l'abbandono di Draghi possa essere l'ultimo tassello per una progressiva campagna di indebolimento del fronte atlantista e filo ucraino. E questa forse è una delle preoccupazioni che noi abbiamo più forte e che abbiamo, diciamo così, su cui ci siamo confrontati il 23 pomeriggio quando ci siamo rivisti dopo il periodo delle ferie. Ecco che allora è importante confermare anche come grande organizzazione sindacale il nostro sostegno pieno all'Ucraina, come abbiamo fatto sino a oggi. Dobbiamo far sì che questo popolo possa difendere il suo diritto all'autodeterminazione e l'Europa non deve, Marco, assolutamente ritrovarsi nei prossimi mesi schiacciata nel nuovo processo di riorganizzazione dei grandi poteri globali, perché in queste ore i grandi poteri globali ne abbiamo diciamo così, contezza dalla lettura degli organi di stampa, si stanno riorganizzando. In questo scenario c'è un indebolimento complessivo, anche perché da che siamo partiti l'Inghilterra ha un premier diverso, Macron ha perso le elezioni, giusto per citare i leader del treno verso Kiev, e lo stesso Scholz ha problemi interni molto importanti, quindi è innegabile che dobbiamo tenere diciamo così, la guardia molto alta. La politica, il primo elemento che ci ha colpito particolarmente dopo il 20 è ovviamente il quadro delle scomposizioni e delle ricomposizioni. Cioè noi siamo andati a dormire con un quadro politico e poi questo quadro si è scomposto e si è nei giorni successivi ricomposto. Quindi questa è la prima stranezza che butto così. Che cosa ha generato? Sicuramente ha generato più incognite nel futuro dello scenario politico del Paese. Il secondo elemento che butto così è quello dei programmi elettorali, ma perché mi avete tirato la giacchetta. Che cosa ci stupisce dei programmi elettorali? Che a prescindere dalle alleanze ogni partito ha fatto il suo programma elettorale. Questo, se ci pensate, è un'anomalia, al punto che viene da chiedersi che senso abbia fare un'alleanza e poi il proprio programma elettorale se non per aggirare le pastoie del Rosatellum. Ci siamo? E questo è un aspetto su cui dobbiamo riflettere, per cui noi ci troviamo in una campagna elettorale dove ci sono 4 programmi a sinistra, 3 a destra e che ne dica qualcuno a destra che ne dica che ce ne sono 2 al centro di programmi elettorali. E se noi li andiamo a leggere, spesso all'interno della stessa coalizione troviamo delle misure difficilmente conciliabili. Io mi chiedo come si possa conciliare la flat tax con i 1.000 euro di pensione per tutti, perché da una parte c'è una riduzione di flusso e dall'altra parte c'è un esborso molto importante dalle casse dello Stato. Oppure 2 partiti della stessa coalizione che la flat tax te la propongono, uno al 15, sia pur con lo sbarramento a 70.000 euro, uno al 23. Cioè, sono 2 cose completamente differenti. O altri che invece inquadrano una misura, penso alla patrimoniale
di un partito della coalizione centro-sinistra che è appena abbozzata, ma che spaventa, e che comunque sia, proprio perché è abbozzata, genera tensione nell'elettorato quando non vai a fondo sino in fondo. Ci sono anche delle trasversalità, voi sapete che io seguo la previdenza, la Lega e Fratelli d'Italia Verdi sulla flessibilità propongono esattamente la stessa cosa, i 42 anni, adesso anche l'uscita flessibile a 62, quindi ci sono delle strane convergenze. Ecco che allora questo insegnamento di Marta a informarsi bene è importantissimo ed è, diciamo così, uno delle prime pillole di pedagogia che ci dobbiamo portare appresso alla luce della giornata odierna. Io ho avuto modo l'altro giorno di incontrare un sondaggista importante e gli chiede: ma come la vedi questa cosa? Sai, dice, è più facile quando hai due schieramenti. Qua sembra che siano due gli schieramenti, ma sono 4, quindi la lettura è oggettivamente più complessa. E non torna neanche la teoria del voto utile, perché voto utile a chi se sono 4 i soggetti che partecipano alla competizione? Non è farina del mio sacco, è ciò che mi dice un sondaggista e giustamente il ragionamento proprio non fa una grinza. Cosa ci stupisce? Che su alcuni temi su cui invece noi, vi renderete conto, abbiamo fortemente caratterizzato la nostra agenda sociale, ci sono delle debolezze. Non so, una debolezza è sulla non centratura adeguata del tema lavoro. Lo stesso tema energia viene molto declinato sotto il profilo del prezzo del gas, meno ad esempio sul tema rigassificatori, termovalorizzatori, piuttosto che della ripresa della produzione diciamo così, del prodotto gas all'interno dei nostri confini nazionali. Ecco, poi si glissa su un tema che è fondamentale, l'hanno toccato tutti, lo voglio ritoccare io. Allora, questo è un paese che vive di Made in Italy e di sostegno comunitario al debito. Allora, un paese che vive di sostegno comunitario al debito di Made in Italy deve avere un fortissimo tasso reputazionale fuori dai confini nazionali. Quindi è complicato capire qual è la strategia per recuperare questo tasso reputazionale. Non è un caso che c'è una forte, diciamo così, propensione a rasserenare all'esterno le cancellerie, no? Fascisti, Maicon, Orban, vecchie frequentazioni, cioè sono tutte cose che in questi giorni ci siamo abituati a vedere. Non si stanno affrontando due aspetti che a noi ci fanno tremare le vene dei polsi. Il debito pubblico e il futuro del patto di stabilità. Sono due temi su cui noi volutamente ad agosto ve ne renderete conto quando la leggerete l'agenda, abbiamo voluto calcare la mano. Perché? Perché ci sono due scadenze che a noi preoccupano, una è al 20 di ottobre, al 20 di settembre ed è la NADEF, e poi a ottobre abbiamo la predisposizione dell'ossatura della legge di bilancio, no? Quindi noi abbiamo una scadenza al 27 di settembre, che è questa nota aggiornata, va spedita il 27 di settembre all'Unione Europea, e al 20 ottobre devono presentare lo schema della legge di bilancio, e noi ci auguriamo ci possa essere un confronto, senza dimenticare dossier importantissimi, primo tra tutti questo delle scadenze del PNRR, dove poi lo toccherò meglio. In alcuni programmi è giusto una sigla citata, che siccome è stata fatta da altri e non ci vedo la mia mano, ci devo mettere assolutamente mano. Meno male il 20 agosto, mi sembra, Gentiloni ha detto chiaramente: stop ragazzi, perché non conseguite i 55 obiettivi di dicembre e rischiate di fare un danno enorme al Paese. Una cosa è certa: non ci possiamo permettere le dinamiche economiche del passato. Allora,
un governo che insistesse portandoci al tavolo a Palazzo Chigi alla prima riunione, ammesso che sia un governo dialogante che noi speriamo comunque possa esserci, non può cioè staremmo facendo finta di dimenticarci che questo paese negli ultimi 2 anni ha avuto 176 vittime e ha 8 milioni di poveri, gran parte dei quali giovani. Andatevi a vedere il dato sul mercato del lavoro. Il dato del mercato del lavoro è molto positivo perché sta ricrescendo il lavoro, però nel precariato abbiamo anche i contratti giornalieri, abbiamo contratti sempre più deboli in termini di giornate e aumenta la povertà fra i giovani. Questo è un dato terribile rispetto al quale bene avete fatto a dare una centratura sul tema educativo oggi, e poi dirò anche perché. Ecco che allora lavorare su questi temi è fondamentale in queste settimane e in questi mesi. Guardate, la disoccupazione giovanile è salita mentre è aumentata l'occupazione, è salita dell'1,7% e si è portata al 23,1%. Questo dato, a proposito di capacità di lettura degli scenari, è un dato che a un sindacato serio come il nostro non può non destare un'altissima preoccupazione. Dare centralità al lavoro, ottimo veramente, significa innanzitutto dare ai giovani opportunità di competere. Dare ai giovani opportunità di competere significa come organizzazione sposare ovviamente la scelta, la sfida educativa, no? La sfida educativa è un tema fortemente sindacale, e bene abbiamo fatto ad insistere un po' tutti, anche perché la competizione si gioca sulla disponibilità di saperi ed è uno dei temi centrali, ve lo dice chi ha avuto la delega sul PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove la ripresa la lega alla disponibilità di saperi, quindi alla capacità di non disperdere nessun ragazzo e nessuna ragazza fin tanto che non ha l'obiettivo di un lavoro. Ecco che allora questi sono dei temi su cui dobbiamo insistere. Il PNRR deve continuare ad essere il faro nella notte, la spina dorsale della, diciamo così, ripartenza, anche perché dal PNRR non deve sfuggire a nessuno, il PNRR è la chiave per attivare lo scudo antispread rispetto alla BCE. È uno strumento formidabile sotto questo profilo. Nella cabina di regia, nel tavolo medio di partenariato, questo è un tema fortemente a conoscenza delle parti sociali. Noi abbiamo fatto già 20 riunioni, abbiamo fatto la circolare del primo report e convocata la 21esima, proprio perché è lì che è insita nel conseguimento degli obiettivi, è insita la nostra credibilità internazionale. Consegui gli obiettivi, sei credibile, non li consegui, sei farlocco. Ecco perché non possiamo assolutamente perdere tempo se non fare un pit stop rispetto alla revisione dei prezzi, che comunque sia sferza ovviamente gli investimenti del piano. Quindi è una via alta allo sviluppo e soprattutto è l'unico strumento che può aiutare, diciamo così, quella componente resistenziale. Parliamo delle nostre imprese che con uno sforzo incredibile è riuscita a superare le forche caudine o sta superando le forche caudine del Covid. Quindi noi siamo fortemente impegnati su questi tavoli, anche i tavoli locali sono stati aperti a spazi di partecipazione. Il comma 5 bis dell'articolo 8 del decreto governance l'abbiamo scritto noi, per intenderci. Quando i compagni di strada erano un po' perplessi, in una domenica gli emendamenti scadevano il lunedì mattina, in cui il segretario generale messaggiava con noi della segreteria da una prima comunione di una sua nipotina, ma ci credeva fermamente su questo. Lo mandammo, non ne imbrocchiamo mai uno di emendamento e questo invece è andato in porto, per cui
ci vuole un po' di fortuna, almeno sulla governance l'abbiamo avuta. Una delle questioni più importanti su cui non abbassare la guardia, siamo tutti molto lavoristi e molto industrialisti, ma meno welfaristi. Lo scenario ci chiede di essere un po' più welfaristi come sindacalisti. Non è il caso della vostra regione, che ha sempre avuto un occhio di bue puntato sulla dimensione sociale. Perché lo dico? Perché una delle questioni più delicate su cui dobbiamo presidiare e accompagnare il PNRR è questo tema della sanità. Le risorse del PNRR non basteranno e i bilanci sono quelli che sono. Le regioni stanno già avanzando delle aspettative sul prossimo bilancio. Noi cercheremo, avete notato che sullo stesso decreto aiuti c'è 1 miliardo in più, che è figlio un po' di questo ragionamento che sto provando a fare, quindi una forte sollecitazione nostra. Dobbiamo riuscire quindi a fare che cosa? Ad accompagnare la riforma degli standard territoriali, su cui il famoso decreto 77, non dimentichiandoci ovviamente degli ospedali, perché prima territorio, ora non dobbiamo far sì che venga smantellato l'ospedale per ricostruire il territorio. Noi abbiamo anche un enorme terrore che ci sia proprio un fuggi dall'ospedale al territorio, che dobbiamo evitare ovviamente nelle regioni. Allora lì c'è il grande progetto delle case della comunità, degli ospedali della comunità. È importante costruirli, ma è anche importante animarli, e la questione del personale è la sfida su cui noi siamo impegnati. Qualcuno ha citato i medici, i 497 medici che dalla Repubblica di Cuba stanno arrivando in Calabria. Nessuno mette in discussione la loro professionalità, per carità. Il problema vero è che noi siamo un paese che ha 65.000 infermieri in meno e 18.000 medici in meno, e che nella prospettiva potrebbe averne 54.000 medici in meno. Quindi lì c'è tutta una sfida del welfare, come c'è l'esigenza di attuare quanto stabilito. Lo stiamo portando avanti molto seriamente con gli amici e le amiche dei pensionati, tutto ciò che il PNRR incasella all'interno di M5, la missione che ha a che fare con l'inclusione sociale, all'interno della quale la sfida è l'importante legge sulla non autosufficienza. Ecco che la connessione tra sanità e sociale per noi è una sfida fondamentale. Dobbiamo accompagnare la ricostruzione di una rinnovata strategia energetica. Voi sapete che sottoterra abbiamo circa 350 miliardi di metri cubi all'interno del perimetro nazionale. È naturale che su questo noi dobbiamo reggere la sfida, e là riprenderemo, secondo me, le scritte sulle sé. Prepariamoci, perché nei primi contatti avuti con alcune forze politiche, ma me lo ricordo anche quando facemmo con gli amici delle categorie dell'industria un emendamento sul sì alle trivelle, fummo massacrati. Ora il problema è serio e quindi dobbiamo assolutamente essere pronti ad un ragionamento comune, a fare quadrato insieme. Una cosa dobbiamo, perché la nostra è un'organizzazione che dell'onestà ne ha fatto la sua ragion d'essere. Il governo dimissionato è stato l'unico che ha ridotto in poco tempo la dipendenza di gas russo dal 40% al 25%. Anche questo è un tema su cui dovremmo rilanciare. Poi dobbiamo assolutamente, ma ci passo veloce, impegnare, proprio marcare il governo sulla riforma fiscale, che non è solo il cuneo fiscale, è anche la rivisitazione del peso fiscale sui pensionati e il tema della riforma delle pensioni, perché incombe una scadenza a fine anno che è una spada di Damocle molto importante. Quindi dopodomani
presenteremo questa agenda per ripartire, questa agenda sociale che ovviamente ha un punto di partenza che è quello del dar respiro al lavoro buono, produttivo e ben tutelato. Quei temi ve li vedrete, come si suol dire dal libro, non sto qui a bruciare i contenuti. E ho quasi finito, dico solo che siamo stati molto, perché uno dei postulati, poi quello fatto dal professore, era quale sarà il futuro del sindacalismo, eccetera, eccetera, il ruolo del sindacato nel futuro. Guardate, io mi sono molto ritrovato, noi ci siamo molto ritrovati, perché poi l'indomani ha parlato Luigi, l'ha recuperata al meeting di Rimini, ha mandato un messaggio il presidente Mattarella e ci ha sollecitato tutti ad un forte impegno su 3 grandi traiettorie che ritroverete nel documento: il rispetto della persona, la convivenza democratica e la salvezza del pianeta. Io penso che questi 3 siano dei 3 temi fondamentali su cui impegnare l'organizzazione nel prossimo futuro. La convivenza democratica va oltre i confini nazionali. Marco è stata bravissima, anche Marco, e non ci deve mai far dimenticare che l'Europa è risorta grazie a una forte abiura comune, con un grosso impegno negli anni in cui si sono riformate le organizzazioni sindacali, della guerra, dei totalitarismi e delle ideologie imperniate sulla supremazia etnico-nazionalista. È questo che ci spinge ad essere così fermamente convinti del supporto che va dato alla questione ucraina. E poi dobbiamo continuare nell'immediato a rafforzare le misure che già sul decreto aiuti abbiamo perimetrato, che sono insufficienti ma che vanno rafforzate. Secondo noi ci voleva qualcosa di più dei 13 miliardi. Luigi ci ha sempre parlato di una ventina di miliardi, vediamo un attimino nel confronto che cosa verrà fuori. Che sindacalismo serve? Ce lo siamo detti molto anche con Gianfranco, perché con Gianfranco e con il segretario generale della FIM e tanti di voi abbiamo scritto anche la mozione congressuale insieme, no? E questo è stato una delle cose su cui il congresso ci ha interrogato di più. Che tipo di sindacalismo vogliamo testimoniare noi alla luce di queste cose che ci stiamo dicendo? Sicuramente un sindacalismo riformista, un sindacalismo che rinuncia all'antagonismo secco e che faccia lavori per far diventare il mondo del lavoro, come ha detto Cilento poco fa, protagonista della politica dello sviluppo. Entrare nei board delle aziende è una di quelle grandi idee che noi abbiamo, al punto di aver scritto nella mozione e nella relazione la scritta Luigi Sbarra, che noi dobbiamo costruire una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici. E poi, lo sa molto bene il mio amico Michele Zanocco, dobbiamo governare le transizioni. E qua ci vuole una capacità molto importante. Governare le transizioni, e qua c'è una giornalista dell'Avvenire che è l'unico che parla di questo tema, significa che insieme a chi ci crede dobbiamo riscrivere un nuovo umanesimo del lavoro. È inutile, questa è una sfida importantissima al sindacato che noi siamo stati chiamati ad interpretare perché siamo stati appena eletti. E qua spesso avanza sta mitologia dell'innovazione, di un futuro controllato dall'intelligenza artificiale. Questa non è la nostra idea. L'innovazione per noi è fondamentale, ma presuppone un uomo che addomestica l'artificiale, un lavoratore che addomestica l'artificiale. Per questo andranno rafforzate molto di più, partendo dal nostro interno, le relazioni umane, perché lo scopo del sindacato oggi è proprio quello di dominare i domini. Questa è veramente la sfida che noi abbiamo raccolto al congresso. Guardate, mai come oggi il ruolo della società organizzata è fondamentale. Ecco che allora uno mi ha fatto una domanda: e la solidarietà dove la mettiamo?
Con la solidarietà dobbiamo governare, dominare i domini. Dobbiamo coltivare tanta più solidarietà rispetto a quanta non si coltivi nei tempi ordinari. Perché? Perché siamo all'interno di un'economia di guerra. E da dove dobbiamo partire? Non abbiamo dubbi. Dal dare sollievo a chi ha fame, senza troppo clamore, come abbiamo sempre fatto, cercando di sedimentare ancora di più quelle reti sommerse di spacciatori di aiuti che ha sempre sostenuto il sindacato. Sono organizzazioni di etica moralmente opposta ad altri spacciatori che rafforzano le reti, ne creano delle altre. Con cosa lo fanno? Con il no profit organizzato dentro l'organizzazione, col sistema dei servizi e con le federazioni. Significa riconoscere una maggiore umanità a chi sta peggio, significa impegnarci a costruire un grande cantiere esattamente come Gianfranco ipotizza nella sua relazione. Certo, la sfida oggi è diversa, perché stavolta dobbiamo mettere insieme economia e società, welfare e sviluppo dell'economia. Sono facce della stessa medaglia. Ce l'ha detto Covid, non lo erano facce della stessa medaglia. Ecco che allora noi dobbiamo uscire dalla crisi producendo un cambiamento reale e duraturo per il nostro Paese che non riguardi solo un gruppo di persone, magari delle persone più palestrate. E dobbiamo ripensare questa ripartenza e dello sforzo che abbiamo fatto scrivendo questa agenda, avendo una visione più collaborativa e generosa. È molto importante questo tema della solidarietà e della generosità che deve rientrare nelle opzioni di un sindacalismo di nuova generazione. Guardate, forse mi sto spingendo troppo, però l'esito finale, cioè l'uscita da una guerra e da una pandemia, non può che presupporre un avanzare maggiore della cooperazione al posto della competizione, della condivisione rispetto ai monopoli, dell'armonia con l'ambiente in luogo al suo illimitato sfruttamento. Ecco, dobbiamo lavorare per cambiare gli equilibri, mettendo sempre al centro la persona. In futuro noi siamo convinti che le società che avranno successo saranno quelle capaci di aggregare. Ecco perché è importante il ruolo del sindacato, e che è un'opportunità, è il nostro mestiere, il nostro core business. Ecco che allora le prospettive future ci impegnano di non abbassare la guardia, di continuare a presidiare i nostri temi da Roma alle realtà regionali e alle realtà unionali territoriali. Nessuno quanto noi sa che nelle stagioni più difficili il dialogo e la coesione hanno sempre rappresentato per l'organizzazione, la nostra organizzazione, un faro nella notte. Noi ci vogliamo essere, è complicata, come sempre in tutte le regioni, in tutte le periferie, con le nostre strutture. Questo ci rendiamo conto che non è lo scenario migliore per far ripartire il Paese, ma dobbiamo dare un contributo in tal senso. Dobbiamo cambiarlo questo Paese, Gianfranco lo dice chiaramente, lo dobbiamo cambiare in meglio. Marta è stata inequivocabile, Cilento non ha sbagliato un colpo, il professore pure, lo devo dire anche perché sto chiudendo i lavori, se no mi faccio il mio pippone, tutti dicono, però è andato per conto suo, e non era ciò che mi stava dicendo e mi ha chiesto Gianfranco. E noi dobbiamo avere in mente un Paese più unito, più coeso, perché solo se unito e coeso noi lo troveremo un percorso verso una strada, verso lo sviluppo. E lo sviluppo per la CISL, e lo leggerete dopodomani, deve essere equo, inclusivo e sostenibile. Grazie. Grazie Ignazio e grazie a tutti per la partecipazione. E ringraziamo Marta ancora una volta, insieme agli altri che hanno dovuto già partire per altri impegni, sia Marta che Gaetano. Spero che sia stata una giornata utile e buon lavoro, avete capito che abbiamo tanto da fare, però insomma
ci sono anche i presupposti per fare un lavoro importante. Ciao.